Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Sono le 7 di mercoledì 10 gennaio. Oggi avremo ospiti il consigliere regionale del Partito Democratico Diego Moretti dalle 9 alle 10, dalle 8 alle 9 l'assessore comunale al bilancio, alla gestione del Porto Vecchio e ai project financing Everest Bertoli della Lega. Questi i profili che saranno con noi questa mattina. Telefonate allo 049 77 8910, mail a svegliatrieste@tele4.it. Partiamo con il meteo, poi lo sguardo alle notizie. Sull'Europa centro-occidentale oggi sarà ancora presente una depressione in fase di colmamento e sulla regione nei bassi strati affluiranno correnti fredde nord-orientali. Domani e venerdì l'anticiclone sulle isole britanniche favorirà l'arrivo di correnti settentrionali secche e stabili ma meno fredde. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso, al mattino soffierà bora forte sulla costa, specie a Trieste, dove le raffiche saranno attorno agli 80-100 km/h, da moderata a sostenuta sul resto della costa e sulle zone orientali. In giornata la bora sarà in attenuazione. Gelate estese in montagna e nella notte anche in pianura, massime ancora piuttosto basse sulla costa. Sul Tarvisiano localmente sulle prealpi carniche al mattino possibile ristagno di nubi basse a fondo valle. Le temperature possono andare sotto lo zero, arrivare a -1 fino ai 3 gradi rispetto alle minime, 3-6 gradi le temperature massime. Per domani su tutte le zone cielo sereno con gelate notturne, al mattino sul Tarvisiano possibile la presenza di nubi basse a fondo valle, sulla costa ancora bora ma moderata. Temperature massime saranno in decisa ripresa, lo zero termico sarà in rialzo fino a 1800 metri circa nelle ore centrali della giornata. Soleggiata anche la giornata di venerdì e di sabato secondo le previsioni dell'Osmer FVG. Andiamo alle notizie e partiamo con la prima pagina del Piccolo che questa mattina dà sguardo importante e rilievo alla questione Wärtsilä, con l'azienda che non firma la proroga della solidarietà, a pagina 9 tutti i dettagli, ma importante anche il capitolo riguardo la sanità. Così cambierò la sanità per il porto, nome di alto profilo. Forum di Piccolo e Messaggero Veneto con il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che dice: Friuli Venezia Giulia cresce con il nord-est, alle elezioni europee non mi candiderò. Lega, Fratelli d'Italia, duello che agita il centrodestra, centrosinistra è questione di virgolette. Sono i due articoli politici che appoggiano le notizie di oggi del quotidiano, andando a guardare entrambi gli schieramenti e le mosse anche in vista delle elezioni europee. I consumi del gas da oggi, stop al mercato tutelato, mappa delle tariffe, sud più caro, a pagina 15 c'è la spiegazione di quello che sarà il nuovo mercato per le utenze. Maxi impalcature nell'atrio della stazione centrale, al via un piano di lavori da 20 milioni di euro che interessano la stazione di Trieste. Le altre notizie: gadget del Duce in vendita dal benzinaio, la polemica, a pagina 6 i dettagli che vedremo tra non molto. I saluti romani che non riescono più a indignarmi, scrive Roberto Weber, riguardo a quella commemorazione contornata da molte persone che hanno fatto il saluto romano e che ha destato una polemica. Danni da mareggiata, il comune accelera sui lavori a Barcola, il lungomare dunque interessato è prossimo a essere preso in carico per la ristrutturazione dopo i danni del maltempo. Logo su cravatta e gilet, il nautico introduce le divise per gli studenti, Nicole Brusaferro ce lo racconta a pagina 22. La Bora mette KO, spalti e pista d'atletica a Campo Cologna. È successo a causa del vento, poi l'assessore comunale Elisa Lodi ha già fatto sapere come interverranno per il ripristino di quanto è stato intaccato. Il carnevale carsico scalda i motori, più carri in gara. A pagina 25 Ugo Salvini ci illustra quello che sarà il carnevale carsico del 2024. Vince la pace al premio Nonino, scrive Oscar D'Agostino, l'ultima notizia che vediamo dalla prima pagina del Piccolo. Andiamo a vedere anche
quelle che sono le notizie di carattere nazionale, e lo facciamo attraverso la prima pagina del Corriere della Sera. Via l'abuso d'ufficio, primo sì, i renziani con la maggioranza, Salvini si smarca da Meloni anche su Ferragni, i saluti romani ad H. Larenzia, Piantedosi, vietare è controproducente, la condanna del Partito Popolare Europeo. L'impero di Chiara, quota 100 milioni, superatrici, marchi, aziende, riguardo a Chiara Ferragni. La trattativa spiraglio per l'ex Ilva, Mittal apre allo Stato. Se a Trieste si vive la preoccupazione della vertenza Wärtsilä, a Taranto c'è invece la trattativa per quanto riguarda l'ex Ilva con ArcelorMittal, che dopo lunghi tavoli apre a una soluzione pubblica, seppur con diversi paletti. Apologo del paese dei veti, partiti e riforme, scrive Angelo Panebianco nell'articolo di fondo di oggi del Corriere della Sera. Stati Uniti in pressing su Netanyahu, troppi civili uccisi a Gaza, tensioni con Hezbollah e la visita di Blinken con Netanyahu proprio in questi giorni in Israele. Regionali, varranno i rapporti di forza, l'intervista con Fazzolari, i faccendieri ora non hanno più voce, dice il sottosegretario Fazzolari, per le regionali varranno i rapporti di forza nel centrodestra. La leader di Fratelli d'Italia è pronta a correre alle europee, ma scusate, perché Andreotti sì e io no? Se si è messa a spulciare i precedenti vuol dire che Meloni è pronta a candidarsi alle elezioni europee. Ne abbiamo parlato ieri sera con il vice direttore di Tele4 Ferdinando Avarino, come sia una candidatura di prova di forza, di test del partito, quella della premier Meloni. La tela, i sospetti, indagato Sgarbi, il critico dice nessun avviso. Poi c'è la foto notizia con Macron, la scelta del presidente francese. Punta ad Attal, 34 anni, che diventa il premier del Francia, il più giovane di sempre. A 34 anni è il primo ministro più giovane della storia francese. Dopo le dimissioni di Elisabeth Borne, Macron si affida a Gabriel Attal, che in questa foto lo vediamo proprio a fianco al presidente, che ha sconfitto la concorrenza degli ex ministri dell'agricoltura e della difesa, e sarà lui il nuovo primo ministro. Rosa Iolindo, la svolta, un nuovo processo per la strage di Erba, la decisione, indizi diversi, ci sarà la revisione, le vittime, parla Castagna, ricominciare, la verità è già scritta sul caso, quel mistero di una coppia senza misteri, protagonisti presi ai raggi X da Marco Imarisio. Queste le notizie della prima pagina del Corriere della Sera. Ritorniamo ai titoli locali, in particolare quelli legati a sanità e a Wärtsilä. Dal Piccolo le prime pagine si occupano proprio di questioni regionali. Il forum di Nord-Est Multimedia, il gruppo che ha prelevato il Piccolo, il Messaggero Veneto e molte altre testate del Nord-Est e del Veneto in particolare, con l'incontro in compagnia di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che dice: nella sanità serve specializzazione e il tempo delle scelte. Il presidente dice: siamo stati bloccati da 3 anni di Covid, ora si deve aprire una nuova fase. Per il post Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale, chiederò un nome di alto profilo, lottizzare il porto sarebbe un errore, dice Fedriga nella lunga intervista, qui poi rielaborata da Elisa Coloni, Diego D'Amelio, Giacomina Pellizzari e Mattia Pertoldi, perché gli argomenti, come si può immaginare, attorno al tavolo sono stati numerosi e quindi poi ognuno ha approfondito le tematiche trattate dal governatore Fedriga. I saluti fascisti in via H. Larenzia, scene che si ripetono ogni anno. Meloni non deve giustificarsi per qualcosa di esterno a Fratelli d'Italia. Fedriga si schiera in difesa della Presidente del Consiglio sulle polemiche che hanno riguardato la posizione, o meglio le parole non pronunciate, dalla Premier in relazione ai saluti fascisti durante la manifestazione in via H. Larenzia a Roma. A Ronchi, e quindi ha parlato anche dell'aeroporto, entro 5 anni contiamo di tagliare il traguardo del 1,5 milioni di transiti.
Invece relativo al terzo mandato, le parole di Ciriani dimostrano la disponibilità di Fratelli d'Italia, ne discuteremo come coalizione, ha detto Fedriga. I miei obiettivi per la legislatura sono l'ottenimento delle competenze su soprintendenza e uffici giudiziari. Caso Rocco, ringrazio il sindaco di Piazza che molte volte si è assunto responsabilità non sue. Ha detto Fedriga, immigrazione e sguardo al Silos, siamo la regione con più migranti e per questo abbiamo sempre chiesto a Roma maggiori trasferimenti. All'interno di queste pagine l'intervista più esaustiva al Presidente della Regione. A Calarenzia scuote le europee, condanna del PPE, Meloni sotto accusa, Weber inaccettabile che accada senza conseguenze, Piantedosi ha detto indigna molto ma non potevamo vietarlo. Le parole della maggioranza ma anche l'opposizione, il PD ha proposto un disegno di legge per rendere più efficace la repressione. Qui vediamo Giovanni Donzelli in foto, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. Sgarbi è indagato a Macerata per riciclaggio dei beni culturali, il critico d'arte nega il coinvolgimento, il sottosegretario alla cultura è sotto la lente del procuratore per il dipinto attribuito a Manetti, per l'accusa è stato trafugato per poi riapparire come proprietà. E qui la foto di Sgarbi nell'articolo i dettagli di questa vicenda che lo riguarda. Il caos delle candidature alle elezioni europee, lo scontro in Sardegna tra Fratelli d'Italia e Lega. Salvini non molla su Solinas, i meloniani puntano su Truzzu, Forza Italia sta alla finestra, rischia l'unità del centrodestra, terremoto per le elezioni europee. Il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera sospende Pozzolo, liquidata la Chi Group, con lo sparo sotto accusa proprio il parlamentare Pozzolo. La maggioranza cancella il reato di abuso d'ufficio, appoggio di Italia Viva in commissione. La Commissione Giustizia del Senato cancella il reato di abuso d'ufficio. È solo un primo passo, quello che si compie approvando l'articolo 1 del DDL Nordio, ma l'accordo raggiunto in maggioranza sembra ormai blindato. A spiegarlo è la Presidente della Commissione, Giulia Bongiorno, che si dichiara soddisfatta per essere riuscita a strappare agli alleati l'impegno di dar vita a un tavolo per rivedere, a questo punto, tutti i reati contro la pubblica amministrazione. L'aver voluto cancellare l'abuso d'ufficio anziché riformarlo, infatti, aveva sottolineato qualche tempo fa la stessa Bongiorno, che è anche responsabile giustizia della Lega, comporta il rischio per l'amministratore pubblico di vedersi contestati reati ben più gravi come la corruzione e pertanto si renderebbe necessario un riesame complessivo della materia. Ad approvare l'articolo 1 del testo sono la maggioranza e Italia Viva con Ivan Scalfarotto che ha appoggiato l'iniziativa. I cimeli del Duce in vendita al bar dell'area di servizio. Sempre più clienti, il titolare albanese fa fruttare il business della nostalgia. Stupiti voi? Piuttosto lo sono io. A Predappio campano di tutto questo, ha detto l'esercente. In tanti anni solo 2 persone si sono lamentate, il locale è frequentato anche dalle forze dell'ordine. Succede a Fiume Veneto. Volete vedere qualcosa di strano? Andate al bar del distributore che si trova tra il raccordo della A28 a Cimpello e la strada regionale 177, la Cimpello Sequals a Fiume Veneto. Troverete una succursale di Predappio. Questa è la frase in virgolettato che guarda a questo distributore di benzina. Se non riesco a indignarmi per quei saluti romani, scrive Roberto Weber nell'analisi di oggi del Piccolo. Capo di gabinetto della giunta, Topazzini lascia l'interim a Milan, la dirigente ha scelto di non affiancare Fedriga nel secondo mandato, l'esecutivo opta per un semestre di transizione. Deliberate altre nomine per altrettante direzioni, dalla salute al trasporto pubblico locale, cambio della guardia nel ruolo di capo di gabinetto della giunta regionale, lo scorso 31 dicembre Isabella Topazzini ha terminato il suo incarico e non affiancherà Massimiliano Fedriga nel suo secondo mandato da presidente. L'esecutivo ha così indicato ad interim per i primi 6 mesi del 2024 il direttore generale Franco Milan. Quella di Topazzini è stata una scelta di vita e di lavoro. Alla seconda maternità si è aggiunto il buon esito di un concorso per una posizione di categoria D con conseguente assegnazione
alla direzione finanze. Laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza e all'epoca dottore di ricerca di diritto dei trasporti e dei sistemi produttivi, la giovane ex addetta di segreteria di Fedriga aveva assunto l'incarico di capo gabinetto nel dicembre 2018, pochi mesi dopo l'insediamento della nuova giunta. Non mancarono in quell'occasione le polemiche dell'opposizione, che non fece fatica a evidenziare come Topazzini, moglie del testimone di nozze del presidente, il medico udinese Roberto Fattori, facesse parte della cerchia dei fedelissimi. Ad attaccare tra gli altri la deputata Dem Serracchiani, preoccupata del fatto che la relazione istituzionale del Friuli Venezia Giulia con Stato e Regioni e gli ulteriori compiti richiesti dalla funzione sarebbero stati nelle mani di una persona che ha conosciuto la Regione pochi mesi or sono da esterna e in un ruolo di segreteria. Queste le prime righe dell'articolo di oggi, che guarda alle nomine e anche alle posizioni di vertice all'interno della Regione. 2 bandi per salvare gli affreschi dal degrado, i finanziamenti. Recuperare gli affreschi dipinti sulle pareti delle case e piccole chiese significa mantenere viva la memoria nella nostra regione e salvaguardare un patrimonio del valore inestimabile. Così l'assessore alla cultura Mario Anzil, che ha presentato i 2 bandi aperti dalla regione, che sono finalizzati nel primo caso al recupero delle pitture murarie a fresco private prospicienti la pubblica via e nel secondo caso agli affreschi sacri di chiese e chiesette votive, palazzi e castelli. Via al master in economia e scienza del caffè, ricordo di Ernesto Illi, e partirà a breve dall'artista alla pilota le storie di 27 donne che lasciano il segno. 4ª edizione dell'iniziativa promossa dalla pari opportunità nell'aula del Consiglio regionale in piazza Oberdan. Revisione possibile, si riaprono i giochi sulla strage di Erba, decisione a marzo. A più di 17 anni dall'eccidio nel comune comasco, ammessa l'istanza degli avvocati di Olindo e Rosa, e il PG Tarfusser esulta, provo enorme soddisfazione. Si riaprono i giochi per la straziante strage di Erba. 4 le vittime, tra cui un bambino di 2 anni, uccisi l'11 dicembre del 2006, per cui la morte sono stati condannati all'ergastolo e a 3 anni di isolamento diurno i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Quasi 18 anni dall'eccidio nel comune del Comasco, ora i giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno deciso che sia discussa a marzo l'istanza presentata dai loro avvocati con cui si chiede la revisione della sentenza di condanna. Con quello dei legali però sarà discusso anche il ricorso del sostituto PG di Milano Cuno Tarfusser, la cui iniziativa era stata ritenuta improvvida e fuori dalle regole del capo del suo ufficio, Francesca Nanni, che aveva dato parere negativo trasmettendolo a Brescia. Tarfusser, ora sotto procedimento disciplinare per questo, manifesta un'enorme soddisfazione professionale, mentre la decisione dei giudici bresciani lo ripaga di alcune negatività che ha subito, ma lui dichiara di essere in prima linea con quanto ha sempre fortemente creduto sul caso di Erba. Consulta via alle sentenze il termine signori. Tra i giudici della consulta non ci sono solo signori. Da quasi 30 anni è composta da uomini e donne, per questo che il volto dei documenti nelle sentenze della Corte Costituzionale cambia con una modifica dall'importante valore simbolico. A variare la dicitura nell'intestazione delle sentenze della Corte Costituzionale, nell'espressione composta dai signori, utilizzata per l'annuncio della composizione della Corte Costituzionale, è stato eliminato il termine signori. Resta dunque soltanto l'espressione composta da, a cui seguono i nomi del Presidente e degli altri giudici. La modifica, operata per una corretta esposizione anche formale della composizione di genere della Corte, è avvenuta da pochi giorni su decisione unanime del collegio presieduto da Augusto Barbera. Fino allo scorso mese la sentenza recava ancora una vecchia dicitura al proprio interno, poi la scelta fatta nella seduta della Camera del Consiglio del 21 dicembre scorso e già dal giorno successivo è spuntata la prima nuova versione. E infatti le sentenze, con un'altra conseguenza di questo cambiamento, sarà inoltre l'indicazione del termine relatore nelle sentenze, che sarà sostituito da relatrice nel caso si tratti di una donna. Insomma, si cambia la non tanto grammatica quanto la sintassi di certe parole, e alcune, come signori, non va più bene e hanno deciso di toglierla. Questo è quanto. Orfani di femminicidio assunti per chiamata, legge della Regione Sicilia, risarcite
per il crollo 193 parti civili rispetto all'accadimento del Ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, in foto, e altri 9 imputati nel processo per il crollo del Ponte Morandi 14 agosto 2018, 43 vittime, hanno risarcito 193 parti civili. La cifra si aggira attorno ai 5 milioni di euro, un risarcimento che corrisponde al 10-20% di quanto chiesto da ciascuna parte. Pagina seguente, andiamo a leggere quanto invece sta attanagliando i lavoratori Wärtsilä. Proroga della solidarietà, l'azienda non firma nessuna intesa. Rosolen, assessore regionale al lavoro, ricerca e istruzione, si sono assunti una responsabilità gravissima, ha detto. Il no arriva alle 22:20 dopo una sospensione, l'ennesima di oltre 2 ore, servita al management di Wärtsilä Italia per confrontarsi con i vertici di Helsinki sul testo di mediazione faticosamente raggiunto con sindacati e istituzioni. Alla fine dalla Finlandia il responso: Wärtsilä non è disposta a firmare il testo dell'accordo sulla proroga del contratto di solidarietà per i poco meno di 300 dipendenti di Bagnoli della Rosandra coinvolti nella dismissione delle attività produttive. Il tavolo, convocato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per cercare ancora una volta un'intesa, si è chiuso dopo le 23. Il testo, così come limato in 7 ore di lavoro, il tavolo era iniziato alle 15, non viene accettato dalla multinazionale. Si sono assunti una responsabilità gravissima e davanti al conflitto aperto ognuno eserciterà le proprie prerogative, commenta l'assessore al lavoro Alessia Rosolenni in rappresentanza della Regione, accanto al sottosegretario del Mimit Fausta Bergamotto, che a sua volta parla di comportamento grave. Basiti i sindacati, l'azienda fa richieste pretestuose per avere il motivo di attuare ciò che aveva già deciso, la chiusura immediata e l'abbandono del tavolo dell'accordo di programma e del territorio, dice il segretario provinciale FIOM Alessandro Relli. Se non altro, ora è chiaro che il loro piano, lasciare definitivamente l'Italia, concorda con la FIM Alessandro Gavagnin. Atto gravissimo, l'azienda getta la maschera nelle sue intenzioni mettendo a rischio tutti i 1000 posti di lavoro, dice dalla UILM Antonio Rodà. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per l'aggiornamento mattutino su viabilità e segnalazioni. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Attualmente traffico tranquillo, notata non abbiamo avuto nessun tipo di intervento di assistenza ai vigili del fuoco, al momento non abbiamo nessuna richiesta per particolari criticità a seguito della Bora, che se non erro al momento è calata rispetto all'intensità di ieri. Ricordo che nella giornata odierna dalle ore 14 alle 19:30 verrà chiusa la galleria Carso in direzione Venezia, deviazioni in loco, e continuano fino al 24 di febbraio sempre nella zona di Cattinara, nella vecchia 202 TIR, i lavori, la galleria di Cattinara 2 dalle 20:30 alle 6:30, quindi lavori notturni, e anche in questo caso ci sono le deviazioni segnalate in loco. Al momento tutto abbastanza tranquillo, non ho altro da riferire. Grazie all'ispettore capo Gurtner, buona giornata e buon lavoro. Saluti a tutti. Scusate, proseguiamo con il piccolo, la situazione internazionale, la crisi in Medio Oriente. Blinken sferza l'alleato Bibi, sono morti troppi civili, intanto Tel Aviv ha concesso la visita di un'equipe dell'ONU nel nord della striscia, smantellate 2 colonie vicino a Gerusalemme Est, ma Gallant rincala, avanti così con la guerra che prosegue. La situazione delle colonie israeliane, il 60% della Cisgiordania è sotto pieno controllo di Israele, tra cui Gerusalemme Est. Oltre 100.000 ettari di terreni palestinesi sono stati requisiti a uso degli insediamenti, 50.000 case e altre strutture civili palestinesi sono state demolite dagli israeliani, la fonte è Amnesty International. Nell'ultimo decennio la popolazione dei coloni israeliani è cresciuta da 520.000 a oltre 700.000. Almeno 147 insediamenti sono avamposti illegali. Incidenti violenti da parte dei coloni sono stati almeno 3.370,
con 1.222 palestinesi feriti. Dal 7 ottobre oltre 1.200 palestinesi sono stati sfollati a causa della violenza dei coloni, delle restrizioni di accesso e delle demolizioni punitive. Il piano israeliano: raddoppiare la popolazione dei coloni su Golan siriano entro il 2027, aumentare il numero di insediamenti su Golan siriano occupato da 34 a 36. In questo caso la fonte è il rapporto dell'ONU e il UNHCR. Intanto Tel Aviv ha concesso, come abbiamo visto, una visita dell'equipe dell'ONU per la striscia di Gaza per gli aiuti umanitari. Giù il museo archeologico, era un edificio del XIII secolo a Rafah con i bombardamenti. Sabato al voto invece elezioni a Taiwan che preoccupano i satelliti spia da Pechino, l'intelligence si è già mossa. Il contrattacco hacker dell'Ucraina, Mosca senza internet e televisione, ancora raid di Zelensky a Belgorod, la difesa di Kiev contro il territorio russo, si sono abbattute anche nelle reti virtuali di Mosca, mentre proseguono quotidianamente i raid con missili e droni sulle regioni di confine. Cambiamo argomento e cambiamo anche zona geografica. Una cabinovia vola per 8 metri, una famiglia in gravi condizioni. L'incidente forse è stato causato dalla caduta di un albero sulla fune portante. Il padre, 2 figli e il loro zio sono adesso ricoverati nell'ospedale di Innsbruck. Nel Tirolo austriaco la funivia è lunga quasi 3 km e trasportava gli sciatori da valle fino a circa 2000 metri di quota. Volevano trascorrere una giornata tra le alte vette del Tirolo austriaco quando la cabinovia sulla quale erano a bordo è precipitata per diversi metri, ferendoli gravemente. Drammatico incidente sugli impianti di risalita per una famiglia di sciatori provenienti dalla Danimarca. Il papà, 49enne, il figlio e la figlia di 20 e 19 anni e lo zio di 46 nel comprensorio di Okoitz, in piena attività per gli amanti degli sport invernali. Il più anziano è gravissimo, ricoverato all'ospedale di Innsbruck, sarebbe in pericolo di vita. Le cause precise dell'incidente sono ancora oggetto di accertamenti da parte di chi è stato chiamato a indagare. All'origine del sinistro potrebbe esserci la caduta di un albero proprio sulla fune portante che reggeva la cabinovia. Secondo i media locali, infatti, in un primo sopralluogo non si sarebbero riscontrate anomalie o difetti tecnici alla struttura. Il servizio di cabinovia, che può trasportare fino a 8 persone, è stato temporaneamente sospeso. Erano da poco passate le 10:20 di ieri, quando la cabinovia della funivia Archeogolban, con a bordo i 4, è precipitata da un'altezza di 8-10 metri, schiantandosi al suolo, ha spiegato Hubert Luen, comandante della polizia locale intervenuto sul posto. Nella stessa pagina Macron ha scelto Attal, a 34 anni, il più giovane primo ministro francese, svolta nella République. Novità in Corea del Sud, bandita la carne di cane. Nel 2027 non si potrà più mangiare carne di cane, esce dai menù sudcoreani. Il Parlamento di Seoul, con una storica decisione, ha approvato una legge che vieta l'allevamento, la macellazione e la vendita di cani per il consumo della loro carne, rompendo una pratica tradizionale superata dai cambiamenti sociali ed economici, finita da tempo nel mirino degli animalisti. L'ennesima minaccia di Trump: se mi perseguiteranno ancora negli Stati Uniti è rischio caos, se continuano a perseguitarmi c'è il rischio di caos, se mi negano l'immunità non l'avrà neppure il corrotto Joe Biden e sarà pronto per essere perseguito. Sono le minacce incendiarie lanciate da Trump a pochi giorni dall'inizio delle primarie repubblicane, poi la Casa Bianca in Iowa, dove ha un vantaggio siderale rispetto ai suoi rivali. L'attacco dell'imputato candidato è arrivato dopo aver assistito in silenzio all'udienza della Corte d'Appello nella capitale per rivendicarne l'immunità totale nel processo federale per i suoi tentativi di ribaltare il voto nel 2020, culminati nell'assalto al Capitol. Questa è la notizia che ci permette di andare in pubblicità, ma da qui riprenderemo con la lettura del Piccolo tra qualche minuto. Vi ricordo nuovamente che saremo dalle 8 alle 9 in compagnia dell'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli e dalle 9 alle 10 del consigliere regionale del Partito Democratico Diego Moretti. Ci vediamo tra poco. Riprendiamo la lettura del Piccolo. Abbiamo interrotto prima della pubblicità sulle pagine di attualità. Andiamo nel capitolo invece legato
ai Balcani, artista serbo sul palco, minacce di morte al sindaco di Ragusa. Skolic, cantante famoso nei Balcani, invitato per Capodanno, sulla lettera inviata a Frankovic la firma delle Tigri croate. Aperta un'indagine della polizia, la brigata smentisce la rivendicazione. Pesca abusiva di datteri e ricci, banda italo-croata a giudizio, intascati oltre 80.000 euro, rifiuti gettati in una foiba, prima ammenda in Croazia decisa da un tribunale nell'entroterra di Orsera. Le tensioni nell'area, serbi di Bosnia, la festa nazionale Dodik rilancia sulla secessione, celebrata ancora una volta la giornata dichiarata incostituzionale dalla Corte di Sarajevo. La conferma Vučić, l'Unione Europea ci chiede di riconoscere il Kosovo. Queste le notizie da Belgrado. Grotta ostruita dalla piena, ecco gli effetti del clima che cambia. Slovenia, dopo il salvataggio delle 5 persone rimaste intrappolate, interviene il presidente dell'Associazione Speleologica Nazionale. Utile anche segnalare meglio le caratteristiche e le misure delle cavità per avere le necessarie informazioni, ha detto Igor Benko, presidente delle associazioni speleologiche della Slovenia. Economia, Fincantieri accelera negli Stati Uniti per produrre 2 fregate l'anno. Folgero, l'amministratore delegato, ha detto per raggiungere l'obiettivo l'impiego su vasta scala dei robot. Nel Wisconsin servono 400 operai, difficile trovare saldatori anche qui, ha detto Pier Roberto Folgero, che ha visitato il cantiere di Marinetti in Wisconsin con la partecipazione del personale dell'industria lì sul posto. Elettrodomestici, Electrolux alla trattativa, FIOM convoca i delegati e in questo caso ci si sposta a Pordenone. Ordini in flessione, l'industria ritarda la ripresa produttiva, ferie lunghe con l'industria e dunque la produzione che va a rilento. Scatta il mercato libero del gas, sud più caro, conviene Milano. Da oggi sparisce il regime di maggior tutela con le tariffe decise dall'autorità, lo studio di Assoutenti sulle tariffe, al via l'asta per la transizione per la luce. L'ARERA continuerà a stabilire i prezzi solo per i clienti vulnerabili a basso reddito o malati. I prezzi del gas sul mercato libero. Bolletta media annua per una famiglia che consuma 1.400 metri cubi di gas l'anno in questo schema che vediamo assieme. Prezzo fisso a Milano 1.816 euro, a Trento, Bolzano, Trieste 1.837, a Roma 2.045 euro, a Palermo 2.032, a Catanzaro 2.024. Mediamente i dati da Assoutenti per il prezzo fisso nelle bollette più care a 1.400 metri cubi di gas l'anno. Le tariffe migliori col prezzo variabile nelle zone del nord, Milano, Bolzano, Trieste sono 1.554 euro annui, 1.553 a Trento, 1.754 a Roma, 1.723 a Palermo, 1.739 a Catanzaro. Fonte ANSA, dati di Assoutenti, prezzo annuo con costo annuo con il prezzo fisso e il prezzo variabile. In questa simulazione ci si può rendere un po' l'idea di quello che sarà e poi nell'articolo vengono spiegati i contratti, le offerte e i cambi di regime. Lega, Fratelli d'Italia, duello nel centrodestra, scrive Renzo Guolo, a centrosinistra con troppe anime invece la firma di Fabio Bordignon. Siamo a Trieste, stazione centrale, piano da 20 milioni con lavori su atrio e aree commerciali, maxi impalcature presenti per mettere in sicurezza il soffitto e ora parte la progettazione, il cantiere aprirà entro l'anno. Il prossimo anno sarà quello in cui dovrebbero entrare dal vivo i lavori di ristrutturazione dell'atrio, a cui poi seguirà l'intervento di riqualificazione sul resto della stazione, fori commerciali compresi. La facciata in questa foto della stazione centrale, invece in questa in grande, proprio l'impalcatura interna nell'atrio della stazione. Manca ancora un edificio da battere, poi la bretella del Porto Vecchio riaprirà. Il Comune ha dovuto concordare con la soprintendenza l'eliminazione del vincolo, il sindaco di Piazza ha detto verrà tolto il 17 gennaio e con l'abbattimento di quest'ultima struttura poi si aprirà da Largo Santos la viabilità
per il Porto Vecchio. Notizie in breve: animali d'affezione, progetto didattico per la cura di animali d'affezione, la mozione di Giovanni Barbo del Partito Democratico, che ha visto la firma anche degli altri colleghi, che si discuterà venerdì alle 12 in quinta commissione animali d'affezione. Domani invece alle 10 in comune sarà presentato alla stampa il nuovo regolamento sulla videosorveglianza, alla presenza dell'assessore Caterina De Gavardo. Adozione di fuochi d'artificio silenziosi, invece la mozione che si discuterà martedì alle 9 nella sesta commissione presieduta da Salvatore Porro. Spazi logori, treni obsoleti e viaggiatori a disagio, dalla fatiscenza dell'area esterna attorno al silos al cattivo stato interno nella quale versa l'immobile di epoca imperiale dedicato a partenze e arrivi nel cuore della città attrattiva. Gianni Contessi in questo suo intervento, lui storico dell'arte, docente a Torino, nato a Trieste, che parla della stazione centrale. Il vuoto lasciato dalla finalmente demolita sala Tripkovic rende ancora più evidente l'inquietante accesso al garage con il colpo d'occhio dalla piazza. Barcola, il comune anticipa 832.000 euro, fondi stanziati per avviare i lavori di riqualificazione dopo i danni da mareggiate in attesa del finanziamento regionale. Di questo ci ha parlato ieri l'assessore comunale al bilancio e project financing e la gestione del Porto Vecchio Everest Bertoli, che sarà con noi tra non molto. Allora andiamo a sentire, poi approfondiremo con lui direttamente, andiamo a sentire questo stanziamento che anticipa parte dei 6 milioni e 2 che la Regione riconoscerà al Comune per il ripristino delle aree del lungomare danneggiate dalla mareggiata. Questa piccola quota però serve per partire con le progettazioni e i primi lavori. Metaforicamente parlando, se l'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli fosse un giocatore di calcio, potrebbe degnamente giocare in difesa, vista la sua indole a giocare d'anticipo. In realtà la mossa operata ieri nella seduta di giunta lo prefigura meglio come un attaccante, dal momento che, con la voglia di andare a rete il più velocemente possibile, Bertoli ieri ha presentato una delibera che autorizza il prelievo di 832.000 euro, 500.000 dal fondo di riserva di cassa, 332.000 per variazione di macroaggregati, per avviare prima possibile i lavori di manutenzione finalizzati al ripristino delle banchine del CEDAS e dei topolini di Barcola, fondi che il Comune anticiperebbe rispetto ai 6.200.000 euro che la Regione riconoscerà al municipio per riparare i danni dalle mareggiate di novembre. Sempre secondo metafora, la ricerca del gol è di fatto la voglia di arrivare alla stagione balneare 2024 con il lungomare pronto ad accogliere i bagnanti. Non possiamo permetterci in sostanza di non arrivare alla stagione estiva con una situazione di pericolo e soprattutto di non agibilità per i nostri concittadini. La Regione ha fatto la sua parte in modo estremamente importante, imponente, concedendo 6.200.000 euro di contributi al Comune di Trieste per quanto riguarda appunto il ripristino dei topolini, del CEDAS, ma anche del porfido di Barcola e anche la sfrettatura di alcune aree di viale Miramare. In quest'ottica, accogliendo anche le richieste che mi sono pervenute dai colleghi Lodi e Babuder, ho portato in giunta ieri questa delibera che di fatto anticipa 832.000 euro del contributo regionale. Lo mettiamo a disposizione delle nostre aree dei lavori pubblici per procedere immediatamente all'avvio della fase di ristrutturazione e di manutenzione sia dei topolini dall'1 all'11 sia dell'area di CEDAS. Dei 6.200.000 euro che arriveranno dalla Regione, circa la metà sarà impegnata per i topolini e la spiaggetta del CEDAS. Gli 832.000 euro serviranno per ripristinare i punti di maggiore urgenza. Il nodo principale tuttavia rimane la tempistica. Positivo avere i fondi a disposizione sin da subito, ma con gare d'appalto, eventuali ricorsi e affidolavori, nonché ovviamente i lavori stessi, il rischio è quello di terminare proprio a ridosso dei mesi caldi, se non addirittura stagione in corso. Sempre Barcola con l'altro articolo, viaggio tra le 2.500 idee, alt al traffico in estate, topolini da abbattere, richieste, curiosità e provocazioni nei messaggi che molti cittadini hanno aggiunto al questionario della Regione sul futuro dell'area. Barriere acustiche per proteggere i bagnanti di Barcola dal rumore del traffico, divieto di fumo su tutto il lungomare, spiagge con sassolini, parcheggi con una tariffa simbolica per scoraggiare chi lascia lì l'automobile per mesi interi, poi aree dedicate a sport come la pallavolo o il minigolf o piste come quelle di atletica per chi fa running, una discoteca e alberi. Pini marittimi, tamerici, oleandri, ma non i lecci che puzzano. Scorrendo i 2.500 suggerimenti che i triestini
hanno inserito a margine del questionario promosso dall'assessore regionale per la difesa dell'ambiente con finalità di raccogliere il parere dei cittadini sul progetto che andrà a ridisegnare la costa triestina, emerge una vivacità delle proposte che evidenzia anche punti di vista diametralmente opposti. Partiamo dai suggerimenti più curiosi, come quello appunto di vietare il fumo ovunque. Suggerisce un cittadino, ci sono mozziconi dappertutto, si potrebbero creare dei punti blu specifici per fumatori con controlli a tappeto, soprattutto contro chi butta le cicche per terra. C'è poi chi osa di proporre addirittura di demolire i topolini, una posizione meno impopolare di quanto si pensi, visto che tra chi ha partecipato al sondaggio emerge più che il desiderio di conservare quelle strutture, quello di una spiaggia di sassolini piccoli che non diano fastidio ai piedi. Allargate la spiaggia verso il mare, come hanno fatto a Bari, con tanta sabbia e giochi per i bambini, scrive un altro cittadino. Qualcuno ritiene serva una corsia pedonale parallela alla strada, con pontili che colleghino la terraferma e i terrapieni che si andranno a realizzare, come una piccola Dubai, un sogno che coltivo da quando, 40 anni fa, sono venuto a vivere a Trieste, scrivono i cittadini a margine del questionario dell'assessore regionale Scoccimarro. Al Nautico arriva la divisa con il logo su cravatta e gilet. La novità decisa dalla scuola, il preside Fazzari, una proposta approvata all'unanimità del Consiglio d'Istituto. Intanto la nuova stazione a mare verrà inaugurata tra la fine del mese e l'inizio dunque di febbraio. Sabato tornerà da remoto la giornata dell'infanzia sulle strutture 0-6 anni, sui canali social del Comune dalle 10 alle 12. Ieri l'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio, in compagnia del personale didattico degli uffici comunali, ha presentato di fatti questa iniziativa che è ripetuta anno dopo anno e che chiama alla partecipazione delle famiglie, in questo caso online per quanto riguarda la giornata dell'infanzia, in presenza per l'Open Day delle strutture scolastiche comunali, proprio per fornire tutte le informazioni relative alla mensa, alle iscrizioni e alle attività all'interno delle scuole. Vediamo. Sabato 13 gennaio dalle 10 alle 12 sui canali social del Comune di Trieste sarà in programma la giornata dell'infanzia, appuntamento virtuale con i servizi educativi per la fascia d'età 0-6 anni a beneficio delle famiglie intenzionate a conoscere le strutture scolastiche e le offerte didattiche dei nidi di infanzia comunali e privati convenzionati, degli spazi gioco, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia comunali paritarie presenti in città. Nell'evento online verrà illustrato il mondo, il sistema educativo e scolastico del Comune di Trieste, quindi asili nido, scuole d'infanzia, spazi gioco e sezioni primavera. Subito dopo, la settimana successiva, ci saranno gli Open Day, all'interno dei quali le famiglie potranno rendersi conto delle strutture, degli spazi effettivi e anche dei servizi e delle attività che ogni struttura propone. Gli interessati potranno collegarsi dalla pagina Facebook del Comune di Trieste o dal canale YouTube per seguire le illustrazioni del personale e avere così tutte le informazioni utili. Durante la diretta saranno forniti i dettagli del servizio mensa, nella sua articolazione e organizzazione, e sarà possibile nello spazio dei commenti sui social porre domande cui sarà data risposta in tempo reale. Da segnare in agenda anche gli Open Day con le visite alle strutture che saranno possibili da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio. Per il calendario degli Open Day è possibile rivolgersi alle strutture o visitare i siti www.triesteeducazione.it o il portale del Comune. Infine le iscrizioni. Per l'anno scolastico 2024-2025 le iscrizioni nei nidi di infanzia comunali e privati convenzionati, agli spazi gioco, alle sezioni primavera e alle scuole dell'infanzia saranno aperte da lunedì 15 gennaio a lunedì 5 febbraio, esclusivamente online, attraverso il portale iscrizioni disponibile nella homepage del sito www.triesteeducazione.it. Andiamo ad aprire la pagina dedicata ai danni della Bora, alla tribuna in particolare di Campo Colonia. La Bora ferma l'attività del Draghicchio. Chiusa la pista di atletica, l'assessore Lodi, disagi solo per pochi giorni, super lavoro per i pompieri e un albero crolla sul liceo Slomsek, le conseguenze delle raffiche delle ultime ore. La pista di atletica di Campo Colonia non è utilizzabile, la Bora di questi giorni ha staccato alcune componenti del tetto della tribuna, pezzi della copertura, rendendo potenzialmente pericolosa l'area. Sono stati i vigili del fuoco a intervenire per la messa in sicurezza del sito, decidendo di interdire l'accesso e quindi l'attività sportiva.
Ho ricevuto una mail dalla WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, che ha l'affidamento della struttura, che mi ha avvisato della chiusura, conferma Giacomo Biviano, presidente del Comitato Provinciale FIDAL di Trieste. Il divieto durerà alcuni giorni, assicura l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi. Tra giovedì, cioè domani, e venerdì inizieremo l'intervento di riparazione. Abbiamo già fatto un primo sopralluogo e coinvolto le imprese per poter procedere immediatamente e sistemare il danno, ha riferito immediatamente Lodi. CSM di via Gambini, senza il servizio H24, operatori in assemblea, il pressing dei sindacati nei confronti di Asugi, molestie sessuali in ricreatorio, il comune sarà parte civile. Ieri, prima udienza del processo all'educatore, già sospeso, le vittime avevano meno di 14 anni, saranno sentite in aula, assistite dallo psicologo. In foto il giudice Giorgio Nicoli. L'intervento ex aggredita e minacciata, arrestato lui dai carabinieri, l'arma ha compiuto l'arresto, un 55enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Miramare con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima è l'ex compagna di 38 anni. L'artista che riparerà con l'oro le crepe del Gesù bambino rotto dal vandalo, Francesca Salcioli, che insegna alle Belle Arti di Udine, si è proposta per ricomporre i pezzi della statuetta distrutta nei giorni scorsi all'interno della cappellina della stazione. Se ne occuperà lei, utilizzerà una tecnica giapponese chiamata kintsugi. I cocci vengono ricomposti con delle venature e quindi si metterà a lavoro a breve. Tonetti torna in TV e racconta la sua sfida dopo Masterchef, in programma in onda oggi sulle reti Sky. Molo audace, rosa dei venti ripulita dai vecchi graffiti, l'intervento di recupero che ha fatto il paio poi con anche la sistemazione dello stesso molo che abbiamo anche documentato l'altro giorno durante Sveglia Trieste, lunedì, con Gianluca Paladin, che ha fatto vedere come i masegni saltati dalla mareggiata sono stati già messi a posto. Siamo a Muggia, anzi siamo a Opicina in questo caso. Tra un mese la sfilata del Carnevale Carsico, sale il totale dei carri, annunciata la partecipazione di quelli di Prepotto e di Trieste. Tra i gruppi mascherati ecco Trebiciano, il ritorno di Slivia. Questa è la pagina di Muggia, Duino Risina e Carso, ecco perché ho detto Muggia un attimo fa. Iscrizioni ancora aperte fino a venerdì. 2 carri allegorici in più, quelli di Prepotto e di Trieste, che andranno a unirsi a quelli di Medeazza San Giovanni, di Duino, Doberdò, Opicina e San Pelagio, presenti nell'ultima edizione. Un nuovo gruppo, quello di Trebiciano, che farà il proprio esordio nella manifestazione e che porterà un tocco inedito al corso mascherato, al quale hanno già finora annunciato la propria presenza quasi tutte le formazioni che animeranno la sfida, la sfida dello scorso anno e animeranno quella del 2024. Si annuncia dunque ancora più partecipata rispetto al passato l'edizione annuale del Carnevale Carsico, il tradizionale Krasky Pust, che vivrà la sfida, evento principale di tutta la Kermesse, esattamente tra un mese, il 10 febbraio. Mentre nella centrale organizzativa fervono i preparativi, tutti coloro che faranno parte del Carnevale Carsico, che quest'anno raggiungerà l'importante traguardo della 55esima edizione, stanno predisponendo i carri e le maschere, perfezionando gli scherzi e tutto il materiale necessario a far riuscire al meglio un appuntamento al quale tutto il Carso tiene moltissimo. Altre 2 notizie, anzi 4 in questa pagina. Nuova sede della UIL inaugurata a Muggia, vicini agli iscritti, ha detto il sindacato. Inaugurazione nella sede in viale 25 aprile a Muggia. Gli sciacalli, nessun pericolo per l'uomo, gli esperti rassicurano i residenti di Medeazza. Gli sciacalli non rappresentano un pericolo per l'uomo. È arrivata immediata e da fonti autorevoli questa rassicurazione all'indomani dell'allarme lanciato dai residenti di Medeazza, preoccupati per un deciso aumento della presenza di sciacalli in prossimità delle loro abitazioni. Servizio civile a Muggia, in palio 4 posti, domande entro il 15 febbraio. Duino lascia la referente delle pari opportunità, il Consiglio si occuperà della successione. Nel giorno del ringraziamento in Ohio, il fisarmonicista novato riceve il premio alla carriera. La foto del giorno, il fascino del santuario di Montegrisa avvolto
Dalla nebbia che aggiunge un fascino e un velo di mistero al santuario di Montegrisa, come descrive il lettore Franco Rota. Andiamo a leggere poi l'album con i Sandrinelli, riunite le diplomate di 50 anni fa, qui in foto il gruppo, praticamente tutte donne. Quando Herbert George Wells sdoganò i viaggi nel tempo, anticipando la rivoluzione di Einstein nella fisica nel laboratorio con Fabio Pagan, era il 1895, il romanzo dello scrittore inglese inaugurò una serie di opere capisaldi della fantascienza. Cultura, il nonino premia valori di pace, i vincitori sono lo scrittore Manguel, il medico Brauman, la storica Oreskes, il Risiddaur, il friulano Floramo e alla cooperativa Insieme Frutti di Pace. Si terrà il 27 gennaio a Percoto, celebrando anche 50 anni del monovitigno di famiglia. Le parole, il medievalista con me, Rada Zarkovic, che rappresenta la forza delle donne di Bosnia. I merletti di Maria Bissacco entrano nelle collezioni del Museo di Burano, Triestina, tra le più versatili e fantasiose artiste del settore, lavora anche con l'acciaio, rame e persino i fili da pesca. La banalità del male, domani e venerdì al Miela, lo spettacolo di Paola Bigatto, tratto dal capolavoro di Hannah Arendt. E qui in foto l'attrice Bigatto nella banalità del male, domani e venerdì al Miela per tasselli di memoria. La mostra, invece, vediamo qui alcune foto, 100 anni di modernismo francese, nel racconto di 45 grandi artisti a Palazzo Zabarella di Padova, da Monet a Matisse con le opere di Brooklyn Museum. Andiamo alla pagina seguente con lo spettacolo Bello Mondo e testimoni del clima nuovo alla Sala Luttazzi, sabato il reading di Palazzi e Taddia, domenica l'incontro alla libreria Lovat. Altri appuntamenti venerdì e sabato ad Hangar Teatri, Dani, Citran e Falzarano, tra due dei drammi brevi di Vitaliano Trevisan. Lo sport con il basket, De Paul, il tiro da tre e la regia di Ruzier sono le armi di Trieste per sbancare Udine. L'ex giocatore e ora commentatore TV dice l'esito della partita avrà un peso, loro hanno maggiori alternative di gioco. A Varese ho vissuto tante sfide con Cantù, ma per me le partite giocate contro Udine e Gorizia hanno avuto una valenza diversa, racconta l'ex pupiglio di Bosciatanevic. Trieste è l'immagine della filosofia del suo allenatore, ha detto De Paul. Andiamo all'interno della stessa pagina a leggere poi l'arrivo nuovo in casa pallamano, arriva il portiere Jesus Garcia, un altro italo-argentino nella squadra di Radojkovic. Aperitivo bianco-rosso con i tifosi, un aperitivo che si è svolto ieri nell'antica sartoria di Napoli in via Torino, incontro tra la pallacanestro e i tifosi, un happening servito per consentire alla squadra di coach Christian di vivere nel modo giusto la vigilia dell'attesissima sfida in programma venerdì sera a Udine con l'Apu Udine al Carnera. Unione senza i gol nei finali, 11 punti in meno, la Triestina di Tesser dopo l'85esimo e spesso nei minuti di recupero ha raggiunto un pari in rimonta e firmato 4 vittorie. Questi numeri sviscerati da Antonello Rodio, la squadra labardata dimostra di avere tempra anche condizione atletica. Il mercato per Petrasso manca solo l'ufficialità, su Gori c'è l'interesse del Novara, si chiude domani alle 19. La fase di prelazione per gli abbonati della prevendita per Triestina Albino Leffe, che giocherà sabato alle 18:30 al Tognon di Fontana Fredda. Per quanto riguarda il mercato, manca soltanto l'ufficialità per l'arrivo di Luca Petrasso, terzino sinistro, italo-canadese, classe 2000, che giocava nell'Orlando City nella Major League Soccer negli Stati Uniti, sebbene poi ci sia un unico campionato fra Stati Uniti e Canada. Intanto per Mirko Gori, ora fuori lista alla Triestina, c'è l'interesse di Novara e Virtus Francavilla, queste le ultime in entrata e in uscita. La capolista Domio sogna la prima, con più agonismo si può fare nei dilettanti di seconda categoria. Europei, il Sette Rosa approda in semifinale ad Eindhoven, le azzurre regolano l'Ungheria, doppietta di Bettini, domani la sfida alle padroni di casa dell'Olanda. Pallavolo, Virtus, obiettivo salvezza, dando spazio alle giovani, ancora pallavolo, lo Zalet va a Udine, Contobel col Tiki Taka, per arrivare poi alla Serie A, calcio mal ridotto,
La FIGC vuole una Serie A 18 squadre e lo stesso numero anche in B e in C. Gravina cerca l'accordo con le leghe o l'11 marzo potrebbe cambiare le regole. C'è il derby di Roma, oggi poi l'Atalanta in casa a Milan per quanto riguarda la Coppa Italia, giornata piena in Coppa Italia oggi con 2 partite valide per i quarti di finale alle 18 all'Olimpico, diretta TV su Italia 1, va in scena il derby tra Lazio e Roma. Grandi misure di sicurezza attorno allo stadio, tra i giallorossi Mourinho in difesa ha perso pure Llorente, in casa Lazio Sarri dovrà fare ancora a meno di Immobile e del mago Luis Alberto. Ci fermiamo qui per questa rassegna stampa, tra poco in compagnia dell'assessore Everest Bertoli del Comune di Trieste con le deleghe al bilancio, al Porto Vecchio e alla gestione dei project financing. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste. Ho sbagliato io gli orari degli ospiti. Siamo in compagnia di Diego Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico. Ben Buongiorno, trovato. grazie, buongiorno a voi. Dalle 9 alle 10 invece l'assessore comunale Everest Bertoli. Quindi in compagnia di Moretti affrontiamo alcuni argomenti importanti e molto anche attuali. Da un lato Wärtsilä, perché è arrivata ieri sera fondamentalmente la notizia di questa mancata firma al testo che avevano faticosamente concordato sindacati, governo e azienda, inizialmente i rappresentanti di Wärtsilä Italia, un testo unitario sulla quale poi poter proseguire con la reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra. Poi dopo 2 ore di stop di questo tavolo, nel momento in cui Wärtsilä Italia ha avuto il confronto con il board finlandese, non lo vorrei chiamare dietro front, ma il ripensamento di alcuni accordi presi nella stesura preliminare della bozza di testo, e quindi manca adesso la firma per la prosecuzione della solidarietà ai 300 circa lavoratori del stabilimento della Venezia Giulia. Moretti, è un fatto grave. Fatto grave, l'azienda si è presa una responsabilità molto grave. Devo dire che stavolta anche il governo, a mio modo di vedere, seguendo non direttamente ovviamente quella che è stata lo svolgersi della trattativa, qualche forse peccato di sottovalutazione nei confronti dell'azienda, parliamo del livello finlandese ovviamente, della proprietà, quindi la multinazionale poteva forse gestire in maniera diversa, agendo su più fronti, ovviamente rispetto a quello che si sa, perché di mezzo ci sono 300 persone, sì. E soprattutto in prospettiva il rischio di desertificazione industriale, che è un tema su cui anche a livello locale qualche volta qualcuno ha sottovalutato il tema, e sarebbe sbagliato non possono nel momento in cui Wärtsilä, che di fatto è l'unica grande realtà industriale della città, vive questa situazione di estrema difficoltà, perché ci sono 300 persone, 300 famiglie, in qualche caso sono anche marito e moglie che lavorano, quindi sì. La situazione non è affatto semplice e facile. Nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, erano emerse interessi di acquisizione, però sai, queste situazioni sono sempre difficili da gestire nel momento in cui tu hai una multinazionale che quindi ha necessità di avere di fronte un governo nazionale, non certo il comune piuttosto che la regione, per quanto anche l'assessore Rosolén si è impegnata rispetto a questo, che in qualche maniera deve anche prendersi carico, fatta la sua scelta di spostare tutta o quella parte di lavorazione in Finlandia, deve prendersi carico del dopo, no? Ecco, quindi è chiaro che da questo punto di vista la delusione è fortissima, e anche la responsabilità che si è assunta la società è molto grave.
Allora, andiamo a ascoltare la telefonata, poi volevo fare una domanda su questo, diciamo, processo industriale che vede più zone della regione in difficoltà. C'è anche Electrolux a Pordenone, Certo. quindi sicuramente non è un caso isolato quello di Varsila. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Gugliotta, a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Prego. Guardi, vorrei sapere, perché io della Varsila, come penso tantissimi altri con cui mi confronto, non hanno capito niente. Quali sono le proposte? Non si capisce niente. È mai stato proposto il trattato di leggere il trattato di pace alla proprietà Varsila? Ieri mi dispiace che l'assessore Scocimaro si sia un po' inalterato quando io ho parlato dell'inquinamento, in cui nella sua trasmissione il presidente Giurastante è stato molto chiaro come si può disinquinare e come si dovrebbe disinquinare, e poi anche sull'allegato ottavo di cui il consigliere Giacomelli era uno dei firmatari, perché l'allegato ottavo nell'ottobre del 2020 è stato firmato da tutto il Consiglio regionale. Quindi, allora l'inquinamento, ha detto Scocimaro che dobbiamo pensare per i nostri figli e i nostri nipoti, basta tombarlo ed è risolto il problema. No, non è così. Ha detto che anni fa le questioni dell'inquinamento non erano tanto sentite. Sì, ma le leggi c'erano già. Non è che non erano sentite dalla popolazione, non erano sentite e recepite dalla parte politica che ha lasciato fare tutto l'inquinamento, che non solo a Trieste ma anche nel resto dell'Italia. Poi un'altra cosa che volevo dire. Allora, perché non si tira fuori il commissario di governo, che sembra sia morto o sia gravemente ammalato, che è il rappresentante del governo che si è assunto l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste? È lui il responsabile di tutto quanto quello che sta succedendo, dal lavoro alla sanità, alle pensioni, alla miseria, al calo demografico. Perché non interviene? Lui è praticamente il governatore del territorio libero di Trieste, è il rappresentante del governo, è il commissario di governo e probabilmente anche il doppio stipendio, uno come commissario e uno come prefetto. E non si sente mai, non interviene mai sulle problematiche nostre. Trieste è piena di problemi, piena dalla sicurezza in poi. E i politici cosa fanno? Si sono dimenticati l'articolo 28 della Costituzione, perché sono pubblici ufficiali, hanno l'obbligo non solo di rispettare la legge ma di farla rispettare, e visto che il trattato di pace non è solo legge ma è anche in Costituzione, se a 5 minuti gli leggo anche gli articoli della Costituzione, il territorio libero è esistente, solo che è chiuso dentro a una gabbia da questa amministrazione che si comporta in modo illegale, oppure il rappresentante che è la voce del governo. La ringrazio, spero di avere, perché qua la miseria sta aumentando sempre più. La ringrazio e una buona giornata a voi tutti. Grazie a lei, nulla di nuovo. Volevo fare io questa domanda, Moretti, riguardo allacciandoci anche un po' al primo quesito che ha fatto il telespettatore su Varsila, che molti magari non hanno capito cosa stia accadendo. Varsila come gruppo decide di spostare la produzione dal sito dei Bagnoli della Rosandra e andare in Finlandia. Certo. Questo è l'inizio del tutto. Ovviamente c'è stato il freno da parte del governo italiano, della regione, dei sindacati nel dire non è che prendi e te ne vai e ci lasci tutti in strada. Si è aperto un tavolo di trattativa per cercare di non tanto mantenere qui Varsila, che ha manifestato tutta la sua volontà di andare via, ma almeno di fare in modo che l'azienda si preoccupi di trovare un nuovo soggetto che possa continuare l'attività industriale, magari non uguale, affine, sempre nella navalmeccanica o qualcosa del settore, ma che almeno potesse mantenere lo stabilimento e i posti di lavoro. Questa è un po' proprio la sintesi più sintesi che si può fare. La mia domanda, Moretti, è questa.
come il governo, la regione possono incidere per le politiche industriali di un territorio, cioè quali sono le possibilità, più che le competenze, le possibilità in capo al pubblico, in questo caso l'ente regionale, l'ente comunale, a prescindere dal colore della casacca politica, proprio gli strumenti che ha in mano il pubblico per convincere, per costringere, per intimare un privato a non, come dire, prendere e andare via così dall'oggi al domani. Beh, allora vanno distinte le responsabilità. Certo, chiaro. Comune e regione hanno oggettivamente poca responsabilità, la regione di più perché ovviamente è un ente sovraordinato al comune e in qualche maniera può esercitare una forma di pressione. Lo Stato, il governo invece può esercitare in forza della sua autorevolezza una maggiore forza di persuasione rispetto ad una multinazionale che ad esempio vuole andarsene. Non perché non se ne vada più, perché poi questo sta alla libertà di impresa e alla scelta di questa multinazionale che ha deciso di riportare tutto nello proprio stato di origine, ma in questo caso il governo può esercitare, visto che ha una serie di rapporti internazionali, visto che ha una forza intrinseca datale dall'essere appunto governo nazionale, la possibilità di agire e nei confronti di Wärtsilä, ad esempio come in questo caso la richiesta di proroga del contratto di solidarietà permetteva ancora a 300 persone non di trovarsi domani con la lettera di licenziamento per cui dalla data X tu non fai più parte della società, ma permetteva di tenere aperto non solo il confronto sindacale, ma anche di avere a quelle persone un minimo di una retribuzione, un'indennità che ti permettesse di avere appunto una fonte di sostentamento. Così diventa più difficile anche perché da quello che si è letto, che si è visto in questi mesi, il governo aveva agito con due società, Ansaldo Energia e mi pare anche i giapponesi di Mitsubishi, perché queste attività di fatto rilevassero quella parte che Wärtsilä dismette e quindi iniziare a fare i lavori. So che era stata coinvolta anche Fincantieri, però qua il tema non può essere episodico, nel senso che andiamo da lui, andiamo dall'altro. In questo senso sta la politica industriale che solo un governo nazionale può fare in questo caso, che è quello di definire da un punto di vista dello sviluppo e delle lavorazioni che tu intendi portare nel proprio Stato quel tipo di lavorazione. Adesso uno dei temi è quello di Ilva, sì, no? Ecco, la produzione d'acciaio è un asset strategico per l'Italia, perché Ilva faceva 4 milioni di tonnellate di produzione d'acciaio. Noi qui abbiamo perso l'occasione, a mio modo di vedere, di insediare una acciaieria che poteva dare non solo un aumento di PIL alla regione, poteva dare un aumento di entrate tributarie alla regione, dava quasi 1 migliaio di occupazione di lavoratori occupati, tecnici e specializzati. Quindi io credo che la politica industriale parte da questo. Cosa vogliamo fare su un territorio e qual è la vocazione di questo territorio? Wärtsilä, se domani abbandona, chiude, desertifica dal punto di vista industriale non solo Trieste, ma anche la regione. Certo. Perché Wärtsilä non è un'azienda banale. C'è un indotto, perché poi ci dimentichiamo anche dell'indotto. L'indotto di solito è sempre, cioè le persone che lavorano attorno a un'azienda. La logistica, i servizi. La logistica, certo. I fornitori, le officine meccaniche che fanno magari determinate lavorazioni manutentive. Cioè c'è tutto un mondo che va coltivato e questo sta alla politica nazionale per la propria competenza e sta alla politica regionale. Quello che noi imputiamo alla regione, nel caso dell'acciaieria, che si intendeva
che Danieli come partner tecnologico con gli ucraini, no? Sì, la società ucraina intendeva insediare all'Ausacono, prima le Noghere, poi all'Ausacono, imputiamo il fatto alla Regione di non aver cercato un sito alternativo che in qualche maniera, perché è chiaro che Punta Sud a Ausacono per la morfologia lagunare diventava difficile da insediare. Alle Noghere c'erano altri problemi legati alla bonifica e quant'altro, però il tipo di impatto di quell'industria non era un impatto come quello che è stato per Trieste la Ferriera. Ecco, infatti Cent'anni. questo volevo domandarle, Quindi, non è più una scelta ecologica che altro? Guardi, ci sono diversi modi di produrre acciaio. Quello che veniva proposto mentre a Taranto il problema ambientale è pesante, certo, pesantissimo, però compito dello Stato e dei proprietari dell'azienda è investire affinché si riduca quell'impatto ambientale e per certi aspetti anche sanitario. Non c'è dubbio che la tipologia di produzione dell'acciaio che dava quel tipo di acciaieria era una produzione molto meno impattante dal punto di vista ambientale, molto più redditizio dal punto di vista industriale e anche economico, perché è inutile nascondere che c'è anche il senso di beneficio economico, di profitto certo, da parte di chi investe. Ma evidentemente la Regione non ha inteso andare avanti su questo, dopo aver detto 3 volte di sì, ha detto di no, e così la Regione ha perso 2 miliardi di investimenti, 2 miliardi di euro di investimenti, migliaia di occupati, diretti e indiretti, e comunque più entrate per la Regione e più prodotto interno lordo. Io credo che su questo si misura l'efficacia di una politica. Ecco, poi abbiamo altre questioni, perché poi questo permette di investire più risorse in sanità, cioè c'è tutta una serie di questioni che il prodotto interno lordo fa sì, più prodotto interno lordo, più produzione, più industria in Regione Friuli-Venezia Giulia permette di avere più entrate e di poter dare più servizi ai cittadini. Leggo una mail, dice: buongiorno, industria italiana e partner inaffidabili. Stiamo assistendo ad una presa in giro da parte dei paesi dell'Unione Europea ed extra Unione Europea in merito alla partnership con le nostre aziende, vedi Wärtsilä, Sertubi, Alitalia, Ilva, Fiat, Telefonia, eccetera. Aziende estere che ritengono di trattare con il terzo mondo industriale aziende estere con dirigenze ed interlocutori inaffidabili, con un interesse pressoché nullo rivolto alla nostra economia, mossi esclusivamente da interessi nazionali propri. Di chi la colpa di questa mollezza e mancanza di lungimiranza? Chi ha permesso tali gravi intrusioni nell'economia italiana? Diamo un nome, un cognome e una precisa collocazione responsabile della situazione in essere. Chiede Piero, fondamentalmente. No, ma ha ragione il signor Piero a fare alcuni esempi di, in qualche caso, anche svendita a investitori esteri che poi hanno abbandonato determinate situazioni. C'è un tema generale e la colpa, voglio dire, di tutti, perché tutti i governi hanno avuto tutti i governi di questi 20 anni, 25 anni hanno avuto la loro parte di responsabilità in quello che sta accadendo. C'è un tema però di fondo generale che continuiamo a far finta che non esista e che a volte ci accorgiamo della presenza industriale in questo caso solo quando ci sono le chiusure, le casse integrazioni, dimenticando che non possiamo pensare di desertificare l'economia lasciando l'industria in secondo piano. Io credo che su questo la politica, ma anche quota parte i cittadini devono avere consapevolezza. Non possiamo pensare che non ci sia sviluppo economico senza l'industria. L'industria è fondamentale. Poi sorge un'industria, nasce un comitato contro, previsto un insediamento, nasce un comitato contro. Cioè, io credo che tutti noi, e la politica per prima che è responsabile delle scelte, deve avere la responsabilità di finirla, di smetterla, che l'aumento del turismo, l'aumento del terziario sia salvifico, perché, ahimè, primario, quindi agricoltura, anche se ha una nicchia, ma
soprattutto il secondario, cioè la trasformazione industriale, rappresentano il nucleo di uno sviluppo economico che non può prescindere dall'industria. Allora noi non possiamo pensare, e bene ha fatto il telespettatore a fare quegli esempi, noi non possiamo pensare di non volere l'industria, magari di darle fuori all'esterno, perché poi in Italia è anche difficile fare impresa in certi settori o in certi territori, e poi lamentarci quando questi stranieri, sostanzialmente queste aziende straniere, se ne fregano e delocalizzano, chiudono, trasferiscono, impoveriscono le attività produttive. Io credo che su questo dobbiamo avere una chiara esigenza. Il turismo va bene, ma anche lì pensiamo al turismo che dura pochi mesi e magari in qualche caso sottopaga il personale o li paga un po' in chiaro, un po' in nero. Cioè, io credo che l'industria da questo punto di vista rappresenta una garanzia sotto tutti i punti di vista. Secondo lei c'è una complicità storica italiana in questo progressivo allontanamento del mondo industriale dal paese, nel senso di leggi, tassazione, burocrazia? Beh, guardi, soprattutto su burocrazia e tempi certi della giustizia, su questo anche chi vuole investire dall'estero qualche dubbio lo pone sicuramente. Infatti la domanda fatta più semplice è: perché perché gli imprenditori vanno via dall'Italia? Cosa gli spinge lontano? Proprio questa macchina troppo farraginosa? Sì, può essere, sicuramente ci sono territori e situazioni nei quali fare industria è difficile. Pensiamo anche alla conformazione dell'Italia, stretta lunga, con qualche infrastruttura, qualche zona che ha infrastrutture carenti, e quindi è chiaro che qualche problema questo lo pone, però ripeto, non possiamo non pensare in una regione che di fatto è diventata il centro dell'Europa dopo la caduta del muro di Berlino, che il Friuli Venezia Giulia, ma anche l'Italia, possa fare meno di industria o possa fare meno di un'industria che non sia sufficientemente supportata. Oggi si può fare industria pulita? Ma assolutamente, l'industria meccanica della stessa produzione di acciaio viene fatta in condizioni e attività profondamente diverse da quelle dell'Ottocento e del Novecento fino ai primi anni 60, 70. Il problema è investire, perché in altri paesi europei ci sono acciaierie, pensiamo in qualche caso a addirittura impianti di incenerimento, che sono altra cosa rispetto all'industria, che sono in centro città. Ci sono acciaierie in Austria, ma anche in Germania, che hanno un tipo di produzione tecnologicamente avanzata che veramente vengono fatte a ridosso delle città. Quindi, voglio dire, io credo che ci sono tutte le condizioni per attirare industria. In questo senso, insomma, io credo che le occasioni di investimento vanno colte perché rappresentano sviluppo. Oggi le aziende reclamano difficoltà a trovare personale specializzato, ma non solo specializzato, ma anche personale disposto a imparare un mestiere. E questo è un problema che dobbiamo porci. La regione in questo caso può porsi, no? Può porsi perché i recruiting non bastano, dobbiamo pensare a un sistema di specializzazione in alcuni campi, scolastico di specializzazione, che in qualche maniera dà la possibilità agli studenti di formarsi e di trovare poi subito occupazione, perché un meccanico che voglia lavorare trova lavoro subito, viene anche pagato bene, perché le industrie, soprattutto quelle più grosse, hanno necessità di fidelizzare le persone, quindi di fare in modo che quelle persone che iniziano a lavorare non se ne vadano, perché si trovano bene, perché vengono pagati bene. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno a voi. Ci dica. Aspetto che finisca il signore di parlare perché Finito signore, che c'è il ritardo della TV, quindi lei può parlare, basta che ci ascolti dal telefono. Buongiorno, perfetto. Buongiorno, grazie. Prego. Ascolti, parlando di questa acciaieria che ha problemi, inquinamento e altre cose, mi ricordo quando c'era il governo di Conte
e c'era Di Maio che era responsabile dell'acciaieria. E quando gli hanno chiesto degli ingegneri, perché lui ha detto che hanno messo delle centraline per controllare l'inquinamento, ecco, quando questo ingegnere ha chiesto, signor Di Maio, mi guardi in faccia un attimo, noi abbiamo controllate, tutte queste centraline non funzionano, quindi ma perché continua a dire che noi abbiamo fatto questo quando invece non è vero? 4 volte gliel'ha detto, mi guardi negli occhi, e Di Maio abbassava gli occhi, quindi già lì veramente è stata una vergogna. Di Maio, pensi che roba, cioè quando la gente moriva di cancro lui diceva che aveva messo a posto queste centraline che controllavano questo inquinamento, quindi dopo c'è detto questo, non ci sono altre parole. La ringrazio e buona giornata a tutti. Grazie. Beh sì, certo, l'inquinamento e il monitoraggio dell'aria, dell'acqua, delle polveri è fondamentale, perché sennò poi è inutile creare un'industria sbandierando che sia green e poi green non lo è. Certo, no, in quel caso nessuno ha mai detto che era green, però in quel caso ha ragione il telespettatore che anche lo stesso governo di allora, ma anche quelli dopo, sulla questione Taranto, hanno avuto un atteggiamento ambiguo, perché poi alla fine la questione ambientale è lenta a risolversi anche con l'ingresso di privati indiani, di questa multinazionale, ma perché anche di fatto il privato di prima non investiva in miglioramento ambientale, per cui si sono accumulate tutta una serie di questioni di carattere ambientale e sanitario che poi alla fine facevano sì che magari le centraline di rilevamento non funzionavano e che non si affrontavano i temi anche di carattere ambientale e di tipo sanitario. Però il tema, ripeto, è che oggi si può fare industria pulita, lavorazioni pulite, nel limite di quelle che sono ovviamente i limiti anche di legge che vengono previsti per chi fa industria, ma non può essere in contraddizione né con l'ambiente né con la salute. Quindi io credo che anteporre, mettere in contrapposizione industria e salute o industria e ambiente sia profondamente sbagliato. Non siamo nell'Ottocento, la tecnologia ha fatto passi da gigante da questo punto di vista, ma soprattutto l'industria permette a un territorio di avere prospettiva, di avere futuro, a meno che si tratti, voglio dire, come abbiamo appena letto, di magari multinazionali che iniziano, producono e poi magari dopo qualche anno scaricano tutto sulla collettività. Credo che questo non sia accettabile, ma non possiamo guardare in faccia la realtà senza dirci che non può esserci sviluppo senza industria. Certo. Pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, ritorniamo tra poco con altri argomenti. Moretti, parleremo anche di sanità. Oggi c'è un'intervista col quotidiano Il Piccolo del presidente Federica che proprio sulla salute parla rispetto alle intenzioni del 2024 e a seguire. A tra poco. Trieste in compagnia di Diego Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico. Una mail dice: dal punto di vista giuridico la Varzia si è comportata secondo la legge italiana o no? La situazione può essere frutto del Jobs Act, dell'abolizione dell'articolo 18 a firma Renzi e altre modifiche a firma Renzi, perché se così fosse il tutto cambia, scrive Enzo. Non ricade. Purtroppo le chiusure aziendali sono disciplinate da normative che sono antecedenti al Jobs Act, Okay. e sono purtroppo possibili, ma non c'entra. la cancellazione dell'articolo 18 non c'entra, anche perché poi in queste situazioni, insomma, trattandosi di scelta aziendale, organizzativa, la modifica del Jobs Act non ha nulla a che fare. Allora, abbiamo una telefonata, poi apriamo il capitolo riguardo alla sanità. Buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? No, sembra di no. Dunque, Moretti, oggi c'è un'intervista all'interno del Piccolo al Presidente della Regione da parte del gruppo editoriale che ha la proprietà del Piccolo, del Messaggero Veneto e di altri quotidiani, soprattutto in Veneto, dove si parla proprio della sanità come elemento principale da dover accelerare o modificare. Federica dice: nella sanità serve specializzazione
Questo è il tempo delle scelte. Siamo stati bloccati da 3 anni di Covid, ora si deve aprire una nuova fase. Poi parla anche delle nomina del futuro presidente dell'autorità portuale, nome di alto profilo, lottizzare il porto sarebbe un errore. All'intervista, alla domanda, negli ultimi mesi è stato ribadito che il sistema sanitario regionale va riorganizzato. Andranno prese delle decisioni, come la possibile chiusura di qualche ospedale o di singoli reparti che produrranno scontento e richiederanno di pesare a livello elettorale. È pronto a correre questo rischio? E Federica risponde: oggi non abbiamo la necessità di varare una riforma del sistema, l'abbiamo già provata nel 2019 ma non siamo riusciti ad attuarla perché dal 20 al 22 tutte le attività erano bloccate dal Covid. È l'unico motivo? Ma guardi, sono mesi che l'assessore alla sanità dichiara che il sistema va riorganizzato. Non abbiamo ancora capito questa riorganizzazione in quali scelte si riverberanno. Attendiamo prima di tutto che la Giunta faccia alcune proposte. Finora abbiamo sentito solo proclami, abbiamo sentito solo annunci, non abbiamo visto ancora nulla. Nel frattempo qua si parla ad esempio solo di ospedali, però c'è tutto un tema che riguarda ad esempio i medici famiglia, che vede migliaia, decine di migliaia di persone nella nostra regione che sono senza il proprio medico di famiglia. E anche la soluzione degli ambulatori ASAP è una soluzione che ogni giorno di più mostra la coda nel senso che è insufficiente rispetto alla gestione più generale che è quella dei medici di famiglia, perché per chi ha determinate situazioni anche personali gestire un ASAP non è un problema. Per chi magari è più anziano ha difficoltà di trasporti, l'ASAP diventa complicato perché ti cambia il medico ogni volta che tu vai, non sai se lui è a conoscenza di tutte le situazioni che quel paziente si trova. Allora, nell'intervista poi, curiosamente, il Presidente non cita mai l'assessore Riccardi. Beh, dico, io credo che l'abbiamo visto nei giorni scorsi anche rispetto a un'intervista che Riccardi aveva dato proprio ai quotidiani, al Piccolo, credo, i giorni scorsi, ha parlato come se lui in questi 6 anni non fosse mai stato assessore alla sanità. È stato 3 anni, è vero, c'è stato 2 anni di pandemia che ha segnato tutti, però oggi quello a cui stiamo assistendo, fuga del personale nella sanità privata, classifiche valutative che vedono la Friuli Venezia Giulia purtroppo tra le regioni peggiori in termini di lista di tempi di attesa, di risposta sulla diagnostica, sugli esami, oggettivamente impone una seria riflessione da parte del Presidente rispetto a prendersi carico della situazione della sanità che non può fermarsi ai proclami, ma deve prendere in atto anche che in questi 6 anni di governo del centrodestra la gestione è stata deficitaria. Allora è ora di finirla che si dia la colpa a quelli di prima, dopo 6 anni che uno governa. Almeno oggi il Presidente non l'ha fatto, però dobbiamo dire che nel 2019, quando hanno fatto la riforma, l'unica cosa che è cambiata, tutto il resto è peggiorato, e anche quello non ha dato grandi risultati, quello che ha fatto 3 grandi aziende, in particolare quella Friuli Centrale e quella Giuliano Isontina, che però non hanno risolto alcuno dei problemi, soprattutto dei territori più piccoli, perché penso all'Alto Friuli, penso alla Basso Friulano, penso all'Isontino, con queste grandi aziende non hanno risolto alcuno dei loro problemi, anzi in questo caso, in qualche caso si sono anche aggravati. Allora, vogliamo parlare di questo o pensiamo sempre alla propaganda, a dare colpa a quelli di prima, pensando che dopo 6 anni questo tema sia un tema in cui ancora c'è chi non ha colpa di nulla e chi ha colpa di tutto? Io credo che dopo 6 anni uno debba prendersi anche le responsabilità. Hanno bisogno di fare scelte, le facciano e noi le valuteremo. Noi in questi 5 anni abbiamo sempre fatto, in occasione delle leggi di stabilità o delle leggi di settore, abbiamo fatto sempre delle proposte tese a dare una mano al sistema sanitario regionale. Sono tutte proposte che abbiamo
che sono state sempre respinte. Io credo che su questo non è possibile continuare. Allora il Presidente declama interventi, necessità di organizzazione, lo faccia. Prendo atto che non cita l'assessore in nessuno dei suoi passaggi, valuti anche lui se continuare a tenere questo assessore della sanità oppure cambiarlo. Evidentemente qualche problema anche rispetto a questo c'è. Sul porto sono d'accordo col Presidente. La scelta deve essere di alto profilo. Sul porto sì, quello lo ha ribadito più volte. Andiamo da Gianluca Paladin che sta patendo il freddo di Barcola questa mattina. Buongiorno. Sì, grazie Bernardo, buongiorno, grazie sì perché a forza di rimanere fermi qua rischiamo di congelarci e di rimanerci. Allora siamo a Barcola, perché? Perché chiaramente proseguono i lavori, adesso anche i 2 escavatori alle mie spalle vengono messi in azione, i lavori di ripristino di tutto quel terreno che è stato eroso, distrutto, mangiato dalla forza della mareggiata e quindi i lavori che proseguono in attesa degli oltre 6 milioni che stanzierà la Regione. Come vedete, tra l'altro, è una situazione insomma, dove già si evince molto bene quello che è successo proprio in questo autunno. Per esempio la mula di Barcola, la statua della ragazza ancora non c'è, ancora nei magazzini, quindi è lì il piedistallo e questo è uno dei simboli un po', no? Di quello che è successo a Barcola, la mareggiata che addirittura ha portato via la statua e poi ovviamente tutto il terreno mangiato dalla forza delle onde con dei solchi, dei buchi che si sono creati proprio nella discesa a mare che hanno fatto sì che anche per esempio l'attività di questa zona venisse sospesa, qui dove per esempio si noleggiano imbarcazioni, pedalò, windsurf e quant'altro. In fondo c'è il Pane Quotidiano che è protagonista purtroppo in negativo anche per loro della situazione mareggiata perché le terrazze che ospitano la clientela furono distrutte e quindi anche lì altri danni, senza contare quello che successe da Sticco e in tutti gli altri stabilimenti per la forza del mare. Signora salve, buongiorno, ne approfitto perché siamo a Barcola, il triestino è abituato ad andare al mare già col primo sole d'aprile, certo. Ma sarà pronto il terreno per così dire? Non credo, forse, ma ho visto che questi sono nuovi, questi scogli qua. Credo che stiano cercando di ripristinare il più in fretta possibile, signore. Qua mi pare più alto. Hanno livellato, esatto. No, i scogli, mi pare di più. Che hanno portato scogli nuovi? Penso, non so. E quindi, signora, lei è una frequentatrice di Barcola, immagino? No, solo camminare. Solo viene qui a camminare? Sì, quasi ogni giorno. La speranza è che venga ripristinato il più in fretta possibile? Certo, senz'altro. La ringrazio. Prego. Buona mattinata, arrivederci. Bernardo, ne ho approfittato per sentire la signora. Vediamo intanto all'opera gli operai che continuano a proseguire con i lavori qui a Barcola. Vedete la zona di San Pietrini, anche quelli danneggiati ormai completamente rimossi. Qui è stato tutto livellato e adesso continuano i lavori. In realtà proseguono anche più avanti, o per meglio dire all'inizio di Barcola. Noi poi magari faremo un altro collegamento qualche centinaio di metri più in là per far vedere anche lì la situazione. Come potete vedere, praticamente tutta questa zona è stata spianata, qui altra parte molto danneggiata di Barcola con le transenne a delimitare. Chiaramente ricordiamo che è meglio non camminare in questa zona, sebbene qualcuno ancora si avventuri, però insomma lasciamo lavorare chi di dovere per proseguire il più velocemente possibile. Quindi la situazione è questa, bisogna aspettare lo stanziamento della Regione, ma è a rischio la stagione balneare? Questa è un'altra domanda che stiamo continuando ovviamente a rivolgere agli attori che si adoperano proprio su questo fronte. Bene Bernardo, mi sposto, vado un po' più in là che ci sono altri operatori che stanno lavorando, ci colleghiamo di nuovo da Barcola fra qualche minuto. A voi. Grazie a Gianluca Paladin, andiamo a sentire una telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno. Prego.
Al signore ospite dico che ma voi siete stati votati per fare il bene del paese. Perché criticate ad esempio Federica, tanto per dirne uno? Proponete anche voi qualcosa, no? Vediamo se accettano, se accetta le destre. Possibile che aspettate sempre che alzi il sasso per prendere il gambero? Non si può. Fate voi una proposta. Ieri ho sentito la dottoressa Logardo che praticamente parlava di sicurezza, è assessore alla sicurezza, ma non mi dice mai quanti extracomunitari entrano tutti i giorni. Possibile che noi dobbiamo mantenere tutti questi qui, dare loro alloggio, dare questo, dare l'altro, pretendono di essere al caldo, ma sapevano benissimo che qui fa freddo prima di venire su. Diamogli un biglietto se vogliono tornare a casa e non accettarli lì, perché cosa fanno? Mandiamoli almeno a spaccare sassi sul Carso, non lo so, facciamogli fare qualcosa. Cosa stanno lì tutti i giorni? E poi un'altra cosa volevo dire, due in TV, se Avarino ha 4 o 6 presenze lì quando fa le come si chiama? Ring. Anche altre, sì. In Mussita. Possibile che voi avete uno solo che tira l'acqua al suo mulino, poi arriva un altro subito dopo che praticamente ribalta tutto quel che ha detto il primo? Fate venire due, specialmente qui adesso in questi momenti. Grazie, mandi. Grazie Franco, gliel'abbiamo detto più di una volta, la scelta di un ospite è per favorire il dialogo con i cittadini. 2 ospiti va a finire che poi si parla molto in studio e poi può partecipare di meno chi è da casa, però lo risottoporremo eventualmente alla possibilità di averne 2 in studio. Però colgo due delle sue domande. La prima, le proposte del Partito Democratico, magari parliamo in tema sanitario riferendoci a quello di prima. Lei diceva, Moretti, ogni volta che abbiamo avanzato un'idea è stata bocciata. Sì. Fra queste cosa le viene in mente, fra quelle principali? Le più recenti riguardano l'incentivazione del personale per evitare che questo se ne vada, una sorta di premio fedeltà. La seconda riguardava uno stanziamento per lo smaltimento delle liste d'attesa delle chirurgie oncologiche, che è un tema che peraltro i professionisti hanno sottoposto alle direzioni sanitarie delle loro aziende e che al momento non vengono ancora affrontati. Ma potremmo parlare di uno stanziamento che venga incontro all'aumento dei costi delle case di riposo per diminuire le rette e quindi per cercare di venire incontro alle famiglie che hanno parenti, familiari ricoverati in quelle strutture. Potrei dire, trattandosi ovviamente di temi legati alla sanità, tutta una serie di proposte che erano rivolte al fatto di fare in modo che si riducano le liste d'attesa, aumentando la possibilità di ricorso in maniera temporanea anche al privato convenzionato, al privato accreditato. Sono tutte proposte che sono state respinte. Io non ho il capito del Signore, ma li manderei volentieri. Quelle che sono state le proposte, ad esempio, dell'ultima legge di stabilità che la Regione che la maggioranza ci ha respinto, quindi io non mi permetto di criticare il Presidente o un altro esponente della Giunta se prima non ho fatto proposte. Il tema è che quando si fanno proposte, nel 99% dei casi queste proposte vengono respinte. Magari poi dopo 6, 7, 8 mesi vengono riprese dalla stessa maggioranza, però ad oggi questo è il tema. Noi non ci siamo mai tirati indietro nel fare proposte, però abbiamo sempre avuto la porta chiusa, quindi da questo punto di vista non capisco il Signore, lo posso anche condividere che da esterno lui segnali questo, poi in una democrazia ci sta anche il confronto, non è che per forza tutti dobbiamo avere le stesse idee. Sull'altro problema che citava la sicurezza, che è un tema vero, guardi, io vengo da un territorio
su un tema peraltro, vengono da un territorio che è considerato tra i più sicuri, no? Anche oggi il neoquestore di Gorizia dice reati in calo, ecco, allora anche questo dovremmo sfatarlo come mito. Ci sono situazioni che vanno affrontate, credo che le forze dell'ordine stiano facendo il massimo possibile, non è sempre legato alla presenza o meno di extracomunitari, ok? Né regolari né irregolari, vengono dal territorio, dicevo prima, dove per settimane abbiamo sentito il sindaco di Monfalcone dire che c'è una guerra di religione, c'è il pericolo di integralismo. Io questo pericolo personalmente non lo vedo, posso avere una visione diversa dalla sua. Abbiamo avuto un caso di vandalismo nel presepe di Monfalcone, quindi c'è chi ha preso il bambino Gesù, ci ha messo dentro i petardi e l'ha fatto esplodere. A leggere il giornale sembrava che dichiarazione del sindaco fosse un caso di integralismo, di massimalismo, cioè che qualche straniero, qualche islamico abbia preso il bambino Gesù e l'abbia fatto esplodere. Adesso abbiamo letto qualche giorno fa dalla Digos, che ringrazio veramente la Polizia di Stato per il lavoro che sta facendo, assieme alle forze dell'ordine, i carabinieri e le altre forze dell'ordine, che non è un caso di tipo religioso. Allora non sento più parlare di sicurezza. Si è trattata di un vandalismo che va perseguito come tutti i vandalismi, come tutti i reati che vengono commessi, ma io credo che soffiare sul fuoco non aiuta nessuno. Quindi lei ritiene esagerato diciamo ma guardi, l'atteggiamento del sindaco di Monfalcone di queste ultime settimane? Assolutamente, del tutto esagerato e in qualche caso anche ingiustificato, perché se lei ha nomi e cognomi di imam che hanno detto che a loro non interessa l'integrazione, che a loro interessa invece estremizzare il confronto e sostituire la religione cattolica, insomma, o comunque attivare una guerra di religione, vada da chi è competente da un punto di vista della sicurezza, segnali questo che rappresenta comunque voglio dire, può rappresentare un elemento di attenzione e di sospetto, segnali questo alle autorità competenti. Io credo che alimentare le divisioni, alzare i toni, non aiuta nessuno. Io faccio proprie, faccio mie le parole di Don Flavio Zanetti, che è il parroco del Duomo di Monfalcone, che prendendo ad esempio quello che è successo, il vandalismo sul Gesù Bambino, che non è un problema di religione, ha detto che quell'esempio va preso a esempio appunto di una società malata, nella quale nessuno è più disposto ad accettare la diversità di un altro. E alcune parole del Signore che diceva prima, francamente mi fanno pensare, perché se pensiamo, me l'ha detto la Presidente del Consiglio 2 giorni fa alla conferenza stampa, arrivato un governo, si fermano gli sbarchi, si fermano gli arrivi di stranieri, ahimè non è possibile. Non è possibile, perché le persone si sposteranno sempre, dove c'è guerra, dove c'è miseria, dove c'è preoccupazione per il futuro, uno tenta e prova. Il problema è che questo tema va gestito. Non è facile, non è semplicissimo, non è che tu compri un biglietto a uno e gli dici torni nel tuo paese, perché ci sono leggi, ma non italiane, ci sono leggi europee, insomma, che impongono di gestire le cose in maniera un po' diversa. Sentiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Se c'è qualcuno in linea. Altrimenti possiamo provare a tornare da Gianluca Paladin, da Barcola. Si è spostato di qualche decina di metri. Gianluca, di nuovo a te. La linea, buongiorno.
Facciamo vedere anche ai telespettatori quello che sta succedendo, perché gli operai stanno continuando il lavoro di riposizionamento dei cubetti di porfido. Ecco che devono recuperare quelli andati in pineta, o meglio scagliati in pineta, e poi riposizionarli, rincastrarli tutti quanti in tutte queste zone di avvallamento che abbiamo visto anche prima. Vedete, c'è proprio un lavoro anche di precisione, se vogliamo, che deve essere fatto per riuscire a riposizionare bene tutti questi cubetti e fare in modo che la pavimentazione venga ripristinata. Ovviamente c'è la ricerca anche dei cubetti stessi che sono sparsi per tutta la pineta, come vedete li stanno caricando tutti nella carriola e poi verranno portati qui e riposizionati, come anche negli altri punti che sono qui tutti attorno, o meglio sulla passeggiata. Però ci sarà anche bisogno di andare a prenderne di nuovi, evidentemente, tantissimi di questi cubetti sanpietrini, adesso scusatemi i termini tecnici, mi correggerete voi, ma sono stati persi in mare direttamente e quindi il recupero in quel caso non è possibile, perciò un 20-30% di materiale, chiacchierando un po' anche qui con gli operai che stanno lavorando, dovrà essere comprato, perché non c'è la possibilità di recuperare tutti i cubetti del porfido per riuscire a ripristinare completamente la pavimentazione, quindi una parte verrà sicuramente acquistata, perciò anche questo determina ovviamente forse delle lungaggini nei tempi, anche se si sta procedendo speditamente. Prima abbiamo intervistato un signore, poi magari vedremo l'intervista nel nostro telegiornale, che tra l'altro è anche uno di coloro che frequenta Barcola, il bunker per esempio, con anche un circolo di persone, loro stessi sono qui ogni estate con la loro attività, e è fiducioso nel ripristino celere di tutta la situazione, soprattutto della pavimentazione, per garantire la ripresa della stagione balneare in tranquillità e in sicurezza. Quindi insomma c'è della speranza. Ha manifestato solo una preoccupazione, che è quella che un po' hanno tutti, no? La linea di costa, o meglio scusate, la linea della scogliera, gli scogli che vanno recuperati, perché la linea degli scogli si è abbassata di oltre 1 metro con la mareggiata. Molti sono andati persi, alcuni sono già stati recuperati, però è un lavoro certosino anche quello che va fatto per garantire il ripristino totale di una situazione che vede ancora Barcola tra le macerie sostanzialmente. Questo è il punto. Operai al lavoro su tutta la linea, su tutta la camminabile fino al CEDAS. Ora noi ci sposteremo ancora più avanti, magari prima recuperiamo la macchina, intanto vi facciamo vedere che proseguono i lavori, ovvero il riposizionamento di tutti i cubetti del porfido nelle zone dove la pavimentazione è stata erosa dalla forza del mare. Così da Barcola per il momento. Bernardo, ti restituisco la linea, a voi. Grazie Gianluca, è proprio calzante anche la vignetta che ci ha mandato Englaro, che come al solito via mail, qua a Barcola, la strada per ripararsi Irte de Scoi, magari invece sono i cubetti proprio del pavimento che si sono staccati. Sentiamo ancora, se abbiamo tempo e se c'è una telefonata, prima di salutare Diego Moretti e andare in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, qua è Boris. Buongiorno Boris, prego. Buongiorno, mi volevo ricordare che il suo ospite, che chi ha fatto i tagli alla sanità maggiori, è stata proprio la signora Serracchiani del suo partito. La ringrazio molto, buongiorno. Glielo sente dire molto spesso, no Moretti? Sì, molto spesso al signor Boris dico sono passati 6 anni e quei tagli che non esistono si potevano benissimo recuperare in 6 anni. Adesso faccia lei, perché tra 20 anni sarà ancora colpa della Serracchiani, no? Perché secondo la narrazione, come si usa dire, secondo la favola, è sempre, ma non è proprio così. Grazie Diego Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico. Grazie a voi. Con noi questa ora dalle 8 alle 9. Buona giornata e buon lavoro. Anche a voi, grazie. Pubblicità, a tra poco in compagnia dell'assessore comunale Everest Bertoli. In diretta con Sveglia a Trieste, cambio alla sedia dell'ospite, con noi l'assessore comunale al bilancio, alla gestione del Porto Vecchio e project financing Everest Bertoli della Lega. Ben trovato.
Bentrovato, buongiorno a voi, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Per chi avesse visto il servizio che abbiamo mandato in onda ieri rispetto all'anticipo dei fondi per il ripristino delle aree danneggiate a Barcola, i Topolini e il CEDAS in particolare, mi ero posto la domanda, il quesito se Bertoli si sentisse più, metaforicamente parlando, con una metafora calcistica, un difensore o un attaccante. Mi ha rivelato essere, però, preferisce essere un centrocampista, quindi nel servizio non ci ho azzeccato minimamente, fondamentalmente. Vabbè, ma insomma sono importanti, anzi il miglior attacco dicono che è la difesa, insomma, in sostanza. Ma, oppure la migliore difesa è l'attacco, bisogna vedere da che parte la si guarda la partita. Importante in realtà, come anche giustamente ha sottolineato il servizio, così come il calcio, anche il lavoro che stiamo facendo in giunta è un gioco di squadra, non c'è una prima donna assolutamente, ci sono 10 giocatori uniti tra loro con un allenatore eccellente come Roberto Di Piazza e cerchiamo di lavorare insieme per il bene, per il futuro di Trieste. Nel caso della delibera che abbiamo portato questo lunedì in giunta è molto importante, sappiamo benissimo i danni che ha causato la mareggiata di fine autunno a Trieste, così, anzi, tra virgolette, insomma, tutto sommato, rispetto a tanti altri territori in questo paese siamo stati anche fortunati, o forse proprio perché questo territorio, la manutenzione e i lavori eseguiti sono migliori da altre parti, insomma i danni sono stati relativamente pochi, comunque sono danni importanti soprattutto per alcune realtà e abbiamo voluto procedere immediatamente ai lavori di manutenzione e di ripristino per dare la possibilità ai nostri concittadini di poter usufruire anche di questa stagione estiva. Sappiamo benissimo che c'è stato uno sforzo molto importante da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, non solo per la città di Trieste, per tutti i comuni di questa regione colpiti. Al comune di Trieste sono stati assegnati 6.200.000 euro in attesa che vengano perfezionati i decreti regionali, che fisicamente arrivano i soldi, che può arrivare tra qualche settimana. Non abbiamo voluto aspettare, abbiamo stanziato 832.000 euro che possono permettere di dare l'avvio, insomma, ai lavori di manutenzione e di ripristino, soprattutto per quanto riguarda il tratto di costa tra i Topolini 1 e 10 e l'area della banchina del CEDAS. Abbiamo una telefonata che sentiamo assieme, buongiorno. Buona giornata, gentile dottor Gulotta e assessore Bertoli, sono Claudio Visentini. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Oggi sul Piccolo c'è un'intervista, come ha bene visto lei, del presidente Fedriga con la seguente domanda. Gli operatori sono preoccupati per la successione di D'Agostino al porto di Trieste. La politica sarà all'altezza, saprà rinunciare al controllo dei posti e dei poteri nel nome di visione e managerialità? Ecco, personalmente da cittadino avrei un nome in base alla professionalità, in continuità con l'ottimo lavoro del presidente Zeno D'Agostino. Perché non nominare il suo braccio destro, segretario generale del porto, dottor Vittorio Torbianelli? Che ne pensa assessore Bertoli? Grazie per l'ascolto e buon lavoro. Grazie Claudio, grazie anche del quesito sulla successione di Zeno D'Agostino. Cosa ne pensa di Torbianelli, o eventualmente se c'è un profilo che anche magari tra quello che è la rosa dei possibili papabili per questo incarico, secondo lei può ricoprire degnamente la successione di quanto fatto in questi anni da D'Agostino? Sicuramente il nome di Torbianelli è un nome importante, interessante e di valore. Ripeto, ha ragione, io mi fido del presidente Fedriga, approfitto tra l'altro, saluto affettuosamente l'amico Visentini, mi fido del presidente Fedriga quando dice chiederemo e cercheremo di scegliere un nome di alto profilo. Sappiamo tra l'altro che anche in questo caso, faccio una battuta, in sostanza siamo qui anche nel caso di D'Agostino al secondo mandato, abbiamo delle norme in questo paese dove appunto non si guarda il merito e l'ottimo lavoro svolto, ma si pongono dei limiti che a volte diventano surreali. Non dico che magari si potrebbe modificare la normativa per un terzo mandato anche per i presidenti delle autorità portuali, oltre che per i sindaci e i presidenti di regione, ma sicuramente, torno a dire, e su questo abbiamo una garanzia, il presidente Fedriga l'ha già detto, che si prenderà e si chiederà a Roma di scegliere un nome di altissimo profilo, non tanto semplicemente per quanto riguarda
le credenziali, ma soprattutto per il lavoro poi da svolgere sul campo. Sappiamo che il Porto Trieste è una realtà molto importante, anzi negli ultimi anni è cresciuto in modo imponente ed è un volano per l'economia non solo cittadina ma anche regionale, è per questo motivo che sono convinto che grazie, torno a dire, anche al presidio che abbiamo in questo territorio col Presidente Fedriga, il nome sarà veramente all'altezza. Quindi lei è d'accordo sull'abolizione dei vincoli di mandati per la politica, intendo dire? Ma guardate che è un dato estremamente strano, poi tra l'altro non c'è, per assurdo puoi fare il consigliere comunale a vita, ma ti trovi a fare solo per 2 mandati il sindaco. Beh, però c'è una capacità di incidere diversa, no? Ma sicuramente c'è una capacità di incidere diversa. È assurdo che in questo paese, lo ribadisco, ci siano dei vincoli proprio per i posti dove si viene eletti, dove i cittadini, sì, mentre non c'è nessun vincolo per poi nei posti quando si arriva senza la scelta della preferenza. Quindi sicuramente insomma, un parlamentare ha una capacità di incidere anche superiore a un sindaco, un presidente della regione. Io sono convinto, è sbagliato, è estremamente sbagliato porre un vincolo del genere. Sono i cittadini che devono valutare di volta in volta, ogni 5 anni, come è giusto che sia con le elezioni, se una persona lo merita oppure no, se un Zaia nel Veneto lavora bene, o un Fedriga in Friuli Venezia Giulia lavora bene e i cittadini lo vogliono e lo votano perché vedono i risultati concretamente, non capisco, non c'è nessun motivo per impedire a queste persone di continuare a fare quel lavoro che svolgono bene e per il quale i cittadini stessi sono contenti e li vorrebbero. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno a voi. Chiedo scusa perché la mia domanda non è inerente a quello che sto parlando. Sono anziana e disabile e il pomeriggio dovrei andare a camminare. Già lavoro qui dove abito io, soffia molto. Come sarà il pomeriggio per piacere? Sarà un calo, signora, della Bora nel pomeriggio. Però ringrazio tanto. Un calo che non vuol dire che sparisce, insomma, che semplicemente si attenua. Perché sono anche molto magra e ho paura di cadere, c'è tutto qua. Ok, mi raccomando, stia attenta. Sì, non posso fare altro. La ringrazio molto, buongiorno. Ci mancherebbe. Grazie a lei, signora. Sì, la Bora ha soffiato forte questi giorni, anche oggi, questa mattina. Le previsioni dell'Osmer indicano che ci sarà un'attenuazione nel corso del pomeriggio sera e già da domani un calo progressivo che poi via via calmiererà proprio la raffica del vento. Torniamo a Barcola, fra l'altro ci torneremo anche tra poco con Gianluca Paladin, credo. Questa mossa d'anticipo dei fondi non le è nuova, Assessore, è già stata operata anche per il Porto Vecchio, per le progettazioni dei vari progetti che sono finanziati col PNRR. A che punto siamo? Siamo a un ottimo punto, l'avevamo fatto anche per i 3 progetti importanti e imponenti che abbiamo in Porto Vecchio, il Parco Lineare, il Bosco Lineare, il Viale Monumentale e la Cabinovia. I progetti sono stati già fatti tutti. Per quanto riguarda le gare, il Viale Monumentale, la gara da 19 milioni di euro è già stata espletata, c'è già anche l'aggiudicazione di una cordata di imprese triestine, tra l'altro, una cosa molto importante, e contiamo di consegnare il cantiere per l'avvio dei lavori nel mese di febbraio, ai primi di febbraio. Ci sarà la consegna per l'inizio dei lavori, quindi procede secondo le tempistiche concordate con Roma e Bruxelles per quanto riguarda il PNRR. Stesso discorso vale per quanto riguarda il Viale Monumentale, il Bosco Lineare di Femia, dove anche lì c'è un intervento da circa 23-24 milioni di euro. In questo caso la gara è stata fatta a livello nazionale da parte del governo, c'è già il vincitore, quindi stiamo aspettando che venga definito il progetto definitivo esecutivo per dare l'avvio dei lavori. Entrambi i cantieri che devono essere conclusi entro il 2026. Sì. Stesso discorso vale anche per la Cabinovia, dove la gara è già stata anche in questo caso fatta. Conosciamo appunto, abbiamo un vincitore che si sta occupando anche del progetto esecutivo, si stanno guardando le ultime cose con la Soprintendenza dei Beni Culturali, si attendono appunto anche le prescrizioni in materia ambientale per le compensazioni, per poi insomma dare avvio ai cantieri. Tra l'altro è qualcosa che mi preoccupa un po' meno, perché mentre i lavori per il Viale Monumentale e il Bosco Lineare saranno lavori imponenti che veramente richiederanno molto tempo,
quello della cabinovia, la costruzione, soprattutto la stesura del cavo, è un lavoro che si fa veramente, non dico in una giornata, ma in poche settimane. Sarà il 2024 l'anno in cui si vedrà proprio la partenza dei lavori? Come ho già detto, per quanto riguarda parliamo dei progetti pubblici, a inizio febbraio contiamo di consegnare il cantiere del viale monumentale e quindi si parte con i lavori. Stesso discorso, contiamo nell'arco di quest'anno, insomma prima dell'estate, di consegnare anche il cantiere del bosco urbano. Tra l'altro, dimenticavo, aggiungiamo, è stata fatta anche la gara aggiudicata e entro poco sarà fatta anche il consegno del cantiere della Cittadella dello Sport. Cioè è stata avviata la gara lì? No, già fatta, anche lì in quel caso, già fatta, conclusa. Abbiamo anche lì un vincitore, una cordata triestina anche in questo caso, che stanno praticamente definendo il progetto esecutivo. Okay. Per poi partire con i lavori sempre nel corso del 2024. Quindi è un anno molto importante per tutta la parte pubblica, così come sempre nel corso del 2024 contiamo anche di concludere tutto l'iter burocratico a partire dai primi mesi di quest'anno per quanto riguarda invece il progetto globale di rigenerazione urbana anche della parte privata, diciamo così, dei magazzini e del lungomare del Porto Vecchio. Allora le faccio una provocazione: in una giornata come quella di oggi la cabinovia sarebbe in funzione? Ma, guarda, non lo so perché non sono un tecnico. So però che quando si va in montagna e c'è vento fortissimo e i tecnici decidono che va fermato, viene fermata e non c'è nessun problema. Sicuramente si sta progettando per essere esercizio anche con raffiche che mi dicevano attorno ai 70-80 km all'ora. È chiaro che poi in una giornata in cui ti cadono 50 cm, anche 10 cm di neve, a Trieste basterebbero anche 5 cm di neve, molti mezzi si fermano, magari con una raffica di bora per un giorno, 2 giorni o una settimana si fermerà ed è una cosa assolutamente normalissima. Abbiamo una telefonata prima di andare in pubblicità. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ho visto che questo della cabinovia va avanti, secondo loro, ma ieri è caduta una cabinovia in Austria. È stato molto difficile raggiungere le persone, recuperare le persone. È caduta la cabina da 7 metri di altezza, che non è tantissimo, perché ha avuto feriti gravi. Non so se sapete le conseguenze di questo, no? È un impianto che a Trieste non dovrebbe essere fatto, perché per raggiungere le persone, mettiamo il nostro costone, dovremmo come fare lì? È stato difficile in Austria, che sono esperti in cabinovia e montagna. Immaginiamo qui questa cosa si succede. Poi si succedesse. Poi quello che dice l'assessore, che si chiude la cabinovia in caso di evento, così sì, si deve chiudere in caso di evento, e anche quando c'è un temporale si deve chiudere, con i temporali, con i temporali elettrici, no? Così, con i lampi, i tuoni, quelli si deve chiudere una cabinovia, perché è molto pericolosa. Quindi io penso che questo impianto è inutile a Trieste, come sostiene tanta gente, che sono state 10.000 persone che hanno nell'ultimo periodo detto che non la vogliono, e penso che possono essere anche tanti altri in più. Grazie, buongiorno. Grazie, vuole rispondere Bertoli prima della pubblicità? No, ma non rientro nelle considerazioni tecniche che ha fatto la telespettatrice, perché non conosco neanche quali siano le sue basi preparatorie. Io non sono un tecnico, continuo a dirlo, mi fido di quello che assolutamente i tecnici che ha scelto il Comune, che sono tra i migliori in questo paese, però su una cosa, nel rispetto ovviamente delle opinioni altrui, la telespettatrice ritiene che sia un'opera inutile. Se avessimo avuto questa visione, insomma, che ha la telespettatrice e poche altre persone del futuro di una città, saremmo ancora nelle caverne. Invece le sfide delle città, dell'umanità sono state vinte avendo una grande visione. Io continuo a dire che la cabinovia bisogna guardarlo con gli occhi non di oggi, quando c'è un temporale di quelle... quando c'è
alluvione, un diluvio, anche gli aerei non volano, non è quello il problema, non per questo rinunciamo agli aerei. Dispiace quando c'è un incidente e si costruiscono le opere affinché ridurre al minimo il rischio, ma il rischio zero non esiste. Anche le auto si ribaltano, gli autobus si ribaltano, ma per questo rinunciamo di costruire strade, rinunciamo di costruire, la ricerca cerca sempre di mettere a disposizione dell'umanità le tecnologie migliori per migliorare le condizioni di vita. Io ritengo che la cabinovia va vista con, torno a dire, gli occhi di una città, di quella che sarà la città fra 10, 15 anni, con un'area del Porto Vecchio assolutamente sviluppata, rigenerata, con una mobilità completamente nuova, perché poi c'è anche tanta richiesta di rinunciare alle auto per avere una mobilità alternativa, e la cabinovia è anche una mobilità alternativa. Molte città anche grandi città importanti, si stanno avviando in questa direzione, considerando il trasporto verticale, che è una modalità completamente nuova che si può integrare tranquillamente e serenamente con il resto del trasporto pubblico locale che abbiamo con i mezzi tradizionali. Pertanto lo ritengo un'opera assolutamente importante per il futuro della città e per dare una nuova visione e una nuova vocazione alla nostra Trieste. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, ci vediamo tra pochissimo. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia dell'assessore comunale al bilancio, al Porto Vecchio e Project Financing Everest Bertoli. Avevo intravisto prima Gianluca Paladina, che ora però non è più con noi collegato. Appena sarà pronto gli ridaremo la linea. Intanto abbiamo una telefonata. Buongiorno. Sì, pronto? Prego, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo fare una segnalazione, visto che stiamo parlando di lavori e di lavori ben fatti. Sì. Io abito a Barcola, proprio sotto l'incrocio tra via Perarolo, Bovedo e Vallicula. All'inizio di via Vallicula è stato messo un cartello il 29 novembre per un lavoro dove c'è scritto strada chiusa per lavori. Hanno svolto questo lavoro nel giro di una giornata. La strada è molto stretta, tra l'altro c'è anche un asilo comunale, per cui accedono anche chi porta i bambini a scuola. Questo cartello è ancora lì presente, la strada è stata ripristinata. Io mi sono fatta carico, visto che abitiamo in questa zona periferica un po' disagiata, ci facciamo portare delle cose a casa, sono persone anziane che abitano da queste parti. Non mi hanno portato niente perché c'era questo cartello. Adesso, tra l'altro, ieri sera è caduto anche contro una macchina parcheggiata. Io non so, e questo è un uso normale che fanno, lasciano i cartelli sparsi, non vengono mai a restituirli. Come dobbiamo chiamare chi per non disturbare voi che magari fate qualcos'altro nel frattempo? La polizia locale, credo, non so, assessore. Ma mi sembra che tutti questi lavori, è bene che parliate di queste ditte brave che fanno lavori bellissimi, ma dovrebbero anche controllare come finiscono questi lavori, perché la gente rimane nel disagio. Certo, non so se è proprio giusto, ecco. E noi non abitiamo ad Altura, dove il sindaco dice che le periferie sono trattate come sono trattate, però se viene, visto che poi c'è Gianluca Paladini in giro, potrebbe venire a vedere di cosa si tratta, perché è veramente un disagio in questo angolo di mondo che è tra la via Bovedo e la via del Perarolo, per cui non dico. Ringrazio appunto l'assessore Babusa perché mi ha dato brillante risposte per venire a vedere, per fare delle cose. Cerchiamo solo di fare qualcosa, ma se fate levare questo cartello ci fate una cortesia. Va bene, grazie. Signora, prendiamo la sua Tra segnalazione. l'altro l'ha già detto la signora, bastava segnalarlo, visto che ha incontrato i lavori, se sono strade sono seguiti dall'assessore Babuder, se sono lavori pubblici sono seguiti dall'assessore Lodi, basta segnalarlo all'assessore competente, agli uffici competenti di strade e il problema, il disagio viene risolto. Mail, andiamo a leggere qualcosa. Referendum per Ovovia, scrive un telespettatore. Altra mail, considerando che non siamo in grado di gestire il tram di Opicina, perché pensiamo di saper gestire una funivia? Scrive Elio, vuole rispondere?
Posso rispondere tranquillamente in sostanza, perché siamo in grado, siamo una città che è capace di poter portare avanti i lavori, qualche volta ci sono stati degli intoppi, questo non pregiudica assolutamente la capacità non solo dell'amministrazione ma anche poi delle sue controllate di portare avanti dei progetti in sostanza, quindi non c'è, capisco la fine ironia del telespettatore ma non deve preoccuparsi di questa cosa. Altra mail, buongiorno, la signora che ha chiamato poco fa sulla cabinovia giova a ricordare un paio di cose. In Austria l'incidente si dice sia dovuto a un albero caduto sulla fune, ma mi aspettavo che gli oppositori della cabinovia strumentalizzassero l'accaduto. Ogni mezzo di trasporto è soggetto purtroppo a incidenti, vale anche per le auto per esempio, quindi vietiamo l'utilizzo delle auto a Trieste? Grazie per l'attenzione Luca, un po' come diceva lei prima, non è che per un incidente ora non si usano più i bus, non si fanno più le strade, no? Ricalca un po' quello che diceva lei. Altra mail di Cristiana, buongiorno, mi sembra che il vostro ospite sia rimasto all'età delle caverne, ha visto nei vari quartieri in che condizioni sono i marciapiedi, volevo poi chiedere se c'è un progetto per la cava Faccanoni. La cava Faccanoni, allora, parto dalla cava Faccanoni. E dopo le caverne? Dopo le caverne siamo... Le cava e caverne siamo là. La cava Faccanoni è un'area privata. Io ripeto, capisco la voglia dei nostri concittadini di dire e di fare qualunque cosa in qualunque parte della città, ma non compete all'amministrazione comunale di portare progetti su aree private. In questo momento non ci sono progetti che al sottoscritto risultano. Qualche tempo fa degli investitori di soggetti privati si erano interessati per valutare la possibilità di costruire un impianto fotovoltaico. Sì, un parco, sì. Un impianto fotovoltaico, si sono ritirati di fronte a tutti i vincoli che noi siamo capaci di mettere, che si sono stati messi su quell'area. Praticamente con tutti i vincoli ambientali soprattutto che si sono posti, quell'area deve restare così com'è. Quindi non si potrà fare quel parco fotovoltaico di cui si parlava? Un grosso imprenditore si è ritirato dopo aver visto i vincoli ai quali è sottoposta l'area. Quindi niente, nulla da fare? Tant'è. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, prego. Buongiorno. Buongiorno a voi, mi chiamo Pino. Prego. Niente, volevo fare una segnalazione. Come mai non parlate più della piscina termale, dei tram di piscina, che questa è una roba nazionale di Trieste? E parlate sempre questa cabinovia che non c'entra niente con... capisci? Sì. Perché non parlate mai della piscina termale in più dei tram di piscina, che è tanto tempo fermo? E quella è la bellezza di Trieste, e la gente malata dove va? In Slovenia. Va bene, ne parliamo. A me, grazie, arrivederci. Grazie. Mai dire mai, si parla mai della cabinovia, si parla mai del tram di piscina. Io sfido il telespettatore a seguirci minuto per minuto dalle 7 alle 10 ogni giorno, si accorgerà che parliamo sia del tram che della piscina terapeutica. In particolare Bertoli ne parla all'opposizione, chiedendo alla Giunta, anzi ogni tanto anche chiedendo le dimissioni di qualcuno della Giunta, proprio perché su terapeutica e tram non ci sono state novità. L'opposizione fa il suo mestiere, voi da giornalisti fate il vostro mestiere, è giusto che se ne parli, si continua a parlare, ci sono anche i miei colleghi che seguono direttamente queste vicende perché hanno le deleghe specifiche, è giusto parlare con loro per capire il punto della situazione. Mi risulta che l'assessore Lodi sta seguendo entrambe le cose e anche sulla piscina terapeutica sta seguendo, dopo l'abbattimento che c'è stato poi nei tempi, sta seguendo in sostanza la possibile ricostruzione e ripristino dell'area. Leggo un'altra mail che dice: immaginavo che i no cabinovia si facessero sentire con l'assessore Bertoli. Vorrei dire una cosa: 11.000 firme che qualcuno ha raccolto in varie parti della città e con gli stessi che hanno firmato più volte in ogni baracchino perché non c'era un codice fiscale e un documento allegato, quindi forze reali un quinto di quelle firme. Il nulla in un paese democratico dove con le elezioni la maggioranza ha firmato un programma comprendente la cabinovia. I no cabinovia sono come le minoranze, tantissimi, ma poi quando si vanno a contare la stessa Skupno, la lista di Russo, ha chiesto in regione di avere un loro posto perché in tutto il Friuli Venezia Giulia sono meno di 4.000 persone, sempre meno, non è la lista di Russo, ho sbagliato di chi ha scritto. Basta con questi... sì, esatto, è un'altra cosa. Basta con questi no sepol che evidentemente non lavorano e non hanno tempo da perdere. Bravo l'assessore e ingegner Bertoli, non sapevo fosse ingegnere, ma si scoprono cose nuove. Brava la Giunta e complimenti ai tecnici del Comune e della Regione che lavorano pur avendo queste zavorre sempre contro e perché
hanno, o perché hanno perso le elezioni o perché forse per qualcuno con la cabinovia ha paura che arriveranno altri triestini e turisti in Carso. Questo scrive Giampaolo rispetto a difesa della giunta e dell'opera. Non è questione insomma, di difesa e di attacco, si è sbagliato e anche la politica qui ha delle responsabilità nel trasformare in un argomento politico una possibile linea di sviluppo futuribile per la città. Ci sono tantissime città di tutte le dimensioni, se cito Parigi e Barcellona ci diranno ma perché Trieste lo confronto con queste città che sono enormemente più grandi, dove sta la potenzialità economica. Negli ultimi 2 anni sulla cabinovia abbiamo sentito di tutto, ripeto, di tutto, dalla possibilità che per 7 piloni crollasse tutto il costone dove tra l'altro se fosse così fragile io sarei molto preoccupato per il carico edilizio di tutte le abitazioni che sono state costruite. Abbiamo visto che in un'area di 12.100 metri, chiedo scusa, 12.100 km quadrati, la cabinovia va ad incidere per 1,5 chilometri e si è parlato di disboscamento. In realtà io ripeto, è un'opera che sarà sicuramente costruita, e l'opportunità, i 64 milioni del fondo PNRR non capiteranno a questo comune mai, sarà sicuramente costruita secondo tutti i crismi tecnologici e per questo abbiamo scelto i migliori progettisti e fortuna in questo caso anche poco, ha voluto che ha vinto un'impresa che è un leader mondiale in questa tipologia di strutture. È un'opera che si potrà integrare benissimo sia nel trasporto pubblico locale, sia di diventare un'attrazione turistica, ma soprattutto è un'opera, ripeto, anche modulare, ovvero dare la possibilità anche nel futuro, fatto salva la costruzione di questo primo tratto, di estendere quell'opera e di andare sempre più, ne parlo fra 15, 20, fra 25 anni, tra chi amministrerà questa città e potrà sempre di più migliorarla, estenderla e portarla a diventare sempre più portatrice di un traffico sostenibile, eliminando il più possibile allo stato attuale è impossibile, ma il più possibile limitando il traffico veicolare. Ripeto, ha dei tempi di percorrenza velocissimi, nessuno avrà l'obbligo di prenderla, basterà per i residenti a Trieste l'abbonamento alla Trieste Trasporti o il biglietto dell'autobus per percorrerla come con una linea di autobus normale, e è chiaro ed evidente poi, basti pensare quella discesa di 7-8 minuti, discesa lì da magari al mattino al tramonto, quale richiamo turistico può avere. Poi tra l'altro se si guarda un po' in giro, non solo nel mondo, insomma, dove si va a vedere l'incidente, ma proprio le iniziative che si portano, guardavo per esempio il Valle d'Aosta, addirittura alcune cabine attrezzate anche per degustare i prodotti tipici locali. Ecco, si può fare, ha una potenzialità di sviluppo economico e di richiamo di immagine per la città, non dico infinita, ma veramente molto più ampia rispetto a tante tecnologie attuali. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Volevo delle informazioni, avevo già telefonato sulla via Frigesi, perché adesso l'hanno asfaltato, hanno messo tutti i marciapiedi, tutto, e dopo hanno messo 2 cancelli chiusi, però la segnaletica sia orizzontale che verticale è rimasta uguale per prendere la superstrada, strada della Rosandra, tutto. Si sa qualcosa? Non ho l'aggiornamento, mi dispiace. Non so dirle di più. Perché la segnaletica è rimasta sempre uguale, insomma, uno gira e dopo si trova il cancello chiuso. Ok, faremo presente, lo faccia anche lei però. A chi devo rivolgermi? Ufficio strade, l'assessore Babuder. Ho capito, va bene, grazie e buona giornata. Buongiorno, grazie. Ok, andiamo a vedere altre mail. I rioni a Trieste sono dimenticati dalla politica se non durante le elezioni, scrive un telespettatore. Si rivede in questa... Assolutamente no, in sostanza anche tutta questa polemica che è nata, potrei, tra l'altro anche sugli articoli e segnalazioni, potrei dire tanto su chi ha armato
intendo dal punto di vista metaforico quell'articolo che è uscito su lettura, e i complimenti poi, a volte è interessante quando si vedono certe chat riservate. Assolutamente no, basti pensare la capacità che ha avuto l'amministrazione di Piazza di trasformare Borgo San Sergio, la stessa San Giacomo, la stessa altura, cioè è una narrazione che si sta facendo per dire che l'amministrazione del centrodestra ha dimenticato le periferie, che è assolutamente non vera, e l'hanno capito anche alle ultime elezioni Russo e compagnia bella. È chiaro che in una città, in qualsiasi città, gli interventi da eseguire sono molto importanti, soprattutto per quanto riguarda, lo sappiamo benissimo, mentre l'anno scorso ci siamo focalizzati sulle scuole e gli asili, perché abbiamo ereditato una situazione devastante dai tempi dell'abolizione delle province, e quindi stanno partendo lavori imponenti per quanto riguarda mettere a nuovo in sicurezza il patrimonio scolastico di asili. Da quest'anno sicuramente dovremo aumentare, perché le risorse non sono illimitate, aumenteremo molto di più invece gli stanziamenti per quanto riguarda la manutenzione delle strade, del verde e dei marciapiedi. Poi c'è un altro aspetto dove giustamente ci sono proteste da parte dei residenti. La cosa folle è che mentre l'amministrazione di Piazza viene accusata di aprire solo supermercati, da un'altra parte viene accusata di non aprire supermercati. Ecco, in realtà un'amministrazione comunale non apre bar e supermercati, non può, la legge lo vieta, sono i privati che portano avanti queste iniziative, e se in determinate aree molte attività economiche stanno chiudendo, oppure magari gli uffici postali vengono spostati, questo non è per merito, per colpa del sindaco, qualunque esso sia, che si tratti di Piazza o di Cosolini prima o di chi verrà dopo il 2027, nel 2027, dopo di Piazza. Ci sono delle attività economiche che sono in mano ai privati e che solo i privati li possono portare avanti. L'amministrazione comunale può creare le condizioni, però non per un singolo privato, di mettere le condizioni economiche per i privati di poter intervenire, e poi però se un privato decide di aprire un bar in Borgo San Sergio, in Rione, piuttosto che in Piazza Unità, questo insomma non è una scelta del sindaco di Piazza. Dobbiamo andare in pubblicità, dovevamo farlo già diversi minuti fa, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre con l'assessore comunale Everest Bertoli della Lega, con le deleghe al bilancio a Portovecchio e ai project financing. Una telefonata con noi, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Volevo fare solo una segnalazione. Prego. Allora, adesso in poco tempo mi è successa una cosa stranissima. Sì. Vado in un supermercato, vengo a casa, controllo il scontrino, avevo preso solo un pezzo di un formaggio, ve lo dico sinceramente, mi trovo in conto 2. Ritorno la volta dopo, mi dicono che dovevo segnalare prima di uscire dal supermercato. Dopo poco tempo, dove le macedonia di frutta erano a 0,99, me l'hanno messa in conto a 1,29. Ci si può anche dimenticare di togliere il prezzo prima. Ieri la più bella, vado, prendo della frutta che è già confezionata, il prezzo era a 2,99, mentre era un cartello enorme con su scritto oggi offertissima 1,99 €. Vado alla cassa e al cassiere e lo dico: quanto mi ha fatto pagare le banane? Come è scritto sull'etichettatura? Sì signora, 2,35 €. No, perché oggi le banane sono a 1,99. Vado a vedere io, viene con un'anda tutta, lasciamo perdere come, no, c'è solo per il giorno del buonone, no? Mi dispiace, è scritto oggi offertissima, ritorna nel reparto frutta e verdura, viene alla cassa, sì signora, ha ragione, le chiedo scusa, sono 73 centesimi, quindi era una cifra irrisoria di differenza, e adesso però le devo chiamare il direttore perché io non posso prelevare soldi dalla cassa. Questo è vero, per l'amor di Dio, sì, certo. dubbio.
Sì, arriva il direttore senza dire neanche buongiorno. Cosa succede? Buongiorno, gli ho detto. Buongiorno, cosa succede? Che mettete un'etichettatura sulla frutta ad un prezzo e un altro un altro prezzo esposto. Sì. Io la prossima volta chiamo il 117, glielo dico sinceramente, lo posso fare? Volevo una risposta del suo ospite, visto che anche lui è dentro negli interessi del comune. Ma è sempre nello stesso posto questo? Sempre nello stesso posto. E poi parlando con una mia sorella che abita a Monfalcone anche, Sì. in un grande centro commerciale, quando ci sono le offerte, lei controlla tutto prima di uscire. Mettono un pezzo al prezzo in offerta e il secondo al prezzo totale. Ok. Volevo chiedere al suo ospite cosa mi consiglia da fare, perché la prossima volta chiamo, senza dire niente, chiamo il 117. Posso chiederle una cosa, signora? Sì. Io non so quanto sia grande il posto dove lei... Grande. Io le do un consiglio che però, per l'amor del cielo, poi ognuno è libero di fare, siamo in un paese libero, come si dice. Se ha modo e anche un po' di voglia, io le consiglio di poter provare, se il posto lo consente, la spesa self, cioè se la fa lei... Non c'è la cassa. Ok. Invece a Monfalcone c'è la cassa, che adesso sono in fila alla cassa dove si paga da soli, proprio per questo fatto qua. Ok. No, perché è un modo per controllare più velocemente la propria spesa, ma è un suggerimento spassionato, cioè proprio... Sì, lì sono 12 casse, però tutte che passa con l'operatore. Con l'operatore, non ho nessuna colpa, No, perché capito. Passano, sì. Posso chiamare il 117 in caso la prossima volta? Visto questo, neanche in 3 mesi non mi sono successe queste cose qua. Certo. Va bene, grazie alla segnalazione. Grazie a voi. Grazie. Forse il 117 non so se si occupa onestamente di queste cose. Diciamo che una segnalazione forse a qualche autorità però giova, anche per spronare un comportamento virtuoso. Solo chi non lavora non sbaglia, quindi ci può essere errore. Se però c'è la percezione netta e forte in realtà che non si tratta di errori ma di qualcosa evoluta, questo ha un altro nome e quindi di conseguenza si rivolge alle autorità competenti, che può essere anche la stessa Guardia di Finanza. Allora andiamo a leggere delle mail. Ad agosto 2024 il tram di Opicina risulterà fermo da 8 anni, gli stessi che l'imperatore Vespasiano ha impiegato per costruire il Colosseo. Altra mail, buongiorno a tutti, volevo far presente al signor Bertoli che chi abita lungo la tramvia è senza un servizio pubblico da 6 anni perché gli autobus che ci sono in via commerciale non se ne fanno nulla e tanto meno dell'Ovovia. Grazie e buona giornata a tutti. Altra mail, lo stadio. Il suo ospite afferma che questa amministrazione è in grado di gestire al meglio questa città. Lo stadio di Milano ha problemi di Monteherboso e in 2 settimane risolvono. Noi da agosto stiamo ancora discutendo. Poi il suo ospite può dirci, senza sviare il discorso, da dove la Triestina giocherà i playoff? Spero che la sua risposta sia coerente con la capacità di gestione della giunta comunale. Fermiamoci su questo. Di giocare a Cabinovia abbiamo già un po' parlato, almeno abbiamo ancora 12 minuti, parliamo anche dello stadio. Parliamo dello stadio, ma sì, perché no? Dove la Triestina giocherà i playoff? Io da tifoso della Triestina intanto mi auguro e conservo ancora la speranza che non ci sia assolutamente il bisogno di tocchiamo ferro, facciamo tutti gli scongiuri possibili, immaginabili, ma di arrivare a un risultato storico che questa città, che attendiamo e l'aspettiamo da anni, per quanto riguarda la promozione in Serie B. Qualora si arrivasse nei playoff, questo lo si deciderà con la proprietà e con la Triestina, perché qualunque decisione che verrà presa, l'errore se c'è mai stato in passato, in quella fase in cui c'era un cambio di società, e la società e anche il comune stesso hanno ereditato situazioni precedenti, l'errore serve anche da lezione, perché guardate, chi dice che tutto va bene sbaglia. Solo lavorando si può anche sbagliare,
Nel caso della gestione della Triestina sicuramente si poteva gestione dello stadio, si poteva migliorare la comunicazione e la decisione insieme, cosa che lo stiamo facendo in queste settimane anche con la collaborazione della Regione. Ci sono fitti contatti con la stessa società per trovare una soluzione dove, mentre molti soprattutto la parte politica, poi capisco i suoi tifosi, in primis da tifoso anch'io ho questa preoccupazione, si focalizza nei prossimi 3 mesi, questa situazione può trovare una soluzione con una proprietà sana e forte come quella attuale della Triestina, e l'unica soluzione che può essere quella della gestione dello stadio direttamente della società della quale sono interessati, della quale stiamo parlando in modo estremamente fitto e proficuo, non per i prossimi 3 mesi, ma per i prossimi magari 10-15 anni. Quindi con quella può Dove essere... giocherà poi, non è per sviare. Io mi auguro intanto di arrivarci a quel traguardo calcistico. Dove si giocheranno i playoff sarà una decisione che si prenderà insieme alla Triestina stessa. Ok, e la Triestina vorrà giocare a Rocco? Si giocherà a Rocco? Si giocherà a Rocco? Se Rocco sarà disponibile, sì, vediamo. Abbiamo visto in questo momento, per esempio, che il campo di calcio, dove bastava semplicemente dire, insomma, anche a inizio della stagione calcistica, che certi lavori, che poi tra l'altro non li ha fatti l'amministrazione comunale, li ha fatti una ditta specializzata, non erano stati eseguiti bene. Tra l'altro adesso se ne sta occupando direttamente la Federazione, la Lega Pro, con questo bando nuovo che viene preparato in collaborazione, torno a dire, tra Triestina e il Comune di Trieste, affinché i lavori vengano eseguiti una volta e vengano fatti bene. Tra l'altro mi risulta che verranno fatti anche dei lavori molto importanti per adeguare lo stadio, il Rocco, anche agli standard superiori, ma molto superiori alla Serie C. Ok. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, prego. Sì, buongiorno, auguri magari in ritardo, un abbraccio a Bertoli. Grazie. Una cosa, anzi 2 cose, un amico dei amici per motivi del lavoro in parecchie città d'Italia, no? E quando parla di queste cose qua, delle giunte, che racconto che a Trieste qua praticamente anche se una foglia se fuori posto subito la sinistra fa polemiche, e detto che veramente è una cosa assurda, perché in tantissime città che se di sinistra non fa queste polemiche. E poi diciamo una cosa, questi di sinistra non devo capire, mi votavo a sinistra una volta, ho cambiato proprio perché mi vergogno. La Pucci per esempio ha una maleducazione incredibile, la fa la maestrina quando che la parla con tutti quanti, e 2 cose l'ha detto. Una volta l'ha detto che chi vota a destra dove viviamo, se siamo dei selvaggi, quindi l'ha offeso la maggioranza dei triestini, proprio italiani. Un'altra volta l'ultima volta l'ha detto a una signora anziana che ha detto una sua opinione, l'ha detto che la è confusa, ma cioè, ha un po' di educazione questa gente o no? In più l'ultima cosa che mi ho mandato un messaggio a Bertoli, che ho il suo telefono, un abbraccio a Bertoli, che ha detto che è di origine albanese. Se lo avessi detto uno di destra, veniva passato per razzista, mentre che loro può dire tutto può dire loro. Bertoli, un abbraccio grande, non ascoltare per quegli altri, vabbè? Ciao. Bene. Salve, ma no, vabbè. Sostegno morale. Sì, vabbè, su diverse tematiche. Sì, no, ripeto, ma io vorrei, ci torno un attimo perché poi giustamente insomma, la responsabilità ce la assumiamo un po', anche, ho detto, il lavoro della Giunta è un lavoro collegiale, ma poi ogni assessore segue le sue deleghe, certo, non è né l'assessore ai lavori pubblici né l'assessore allo sport, ma o alla cultura e al turismo. Quello che è successo negli ultimi mesi con la Triestina, insomma, ci deve insegnare che è stato ripeto, si è sbagliato, si deve cambiare rotta, lo stadio è un bene di tutta la città, ma torna a dire l'unica soluzione può avvenire in comune accordo e in piena sintonia con l'attuale società, ed è l'unica strada percorribile, per la quale tra l'altro vi ho dato anche la massima disponibilità, è quella della gestione dello stadio direttamente, ma torno a dire non per un mese, non per 2 mesi, assumendosi poi anche le responsabilità di questa gestione, direttamente da parte della società, che tra l'altro è estremamente interessata a questa soluzione. E su questa strada trova le porte aperte da parte del Comune di Trieste e sicuramente dell'assessore al bilancio e al project. Altre mail, una dice: buongiorno, volevo dire che se ci fosse stata un'amministrazione di sinistra la galleria di Montebello sarebbe ancora da cominciare, tante chiacchiere ma saremmo ancora la vecchia galleria, scrive un telespettatore. Guarda, io non voglio fare questi ragionamenti. Sta di fatto che in questa città un'amministrazione di centrosinistra c'è stata, guidata da Cosolini, e da molti di quelli che oggi fanno gli oppositori erano anche assessori di quella giunta,
e ci ricordiamo che i soldi per la galleria del Montebello c'erano e per 5 anni non si è fatto nemmeno la gara d'appalto. Ci ricordiamo che l'unica cosa per la quale insomma, si può ricordare quell'amministrazione a livello di lavori pubblici è una pista ciclabile estremamente discutibile, fatta in piena campagna elettorale 2016 in Campomarzio. Tra l'altro abbiamo dovuto poi mettere mano noi per sistemarla meglio, perché era proprio un pericolo. Ci ricordiamo in quei tempi tanti ciclisti che finivano in bici dentro la grande viabilità. Torno a dire, è sbagliato. Il punto è un altro, dove la politica deve capire, deve avere la maturità, quella dei ruoli, l'alternanza ma anche i ruoli, quella della maggioranza di guidare, quella dell'opposizione giustamente di controllare e di fungere a pungolo. Invece spesso il ruolo dell'opposizione si interpreta in quello di bloccare qualunque cosa per dimostrare ai cittadini che gli altri sono incapaci, ed è la cosa più sbagliata. Così come la cosa più sbagliata è quella di fermare a metà dei progetti di sviluppo economico per la città ogni volta che cambia un'amministrazione. Anche questa è una cosa estremamente sbagliata. Si deve avere il coraggio di portare avanti un progetto e di portarlo a compimento, anche perché è già difficile in questo paese, con un codice degli appalti che era farraginoso prima e non è che è diventato molto più snello adesso, ma soprattutto con una serie di enti che sono chiamati ad esprimere dei pareri su qualunque cosa. È già difficile portare avanti un progetto in tempi brevi. Tant'è vero, e su questo il sindaco e tutti i sindaci d'Italia hanno ragione, è arrivato il momento di commissariare determinate cose e di adottare il cosiddetto famoso modello Genova. Lì il ponte è stato possibile ricostruirlo in tempo record solo per un motivo: si è bypassato totalmente il codice degli appalti. No, non poco mi viene da dire. Telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono forse io? Sì, prego. Buongiorno, auguroni in ritardo. Buongiorno. E volevo dire che questa storia della cabinovia è veramente allucinante, però... Sì, la ascoltiamo, sì, prego. Ecco, è allucinante perché insomma uno deve andare con la macchina là, poi monta là e sotto il paesaggio case, pazienza. Comunque voglio dire, io abito in via Basovizza, guardare la scuola media come è ridotta, a parte la scuola media sembra invasa di ex comunitari, perché un disastro, i marciapiedi qua e là. Io vorrei che si smettesse di darsi colpa a destra e a sinistra, fare, perché guardi, adesso come parlano i politici, è come noi di 80 anni fa, ragazzini, no è colpa tua, no. Insomma, comunque è ridicola la cabinovia. Lei ha detto 10.000, ma siamo tanti, la maggior parte che non diciamo niente, ecco. Comunque che vado avanti così, poi comunque lei vada dopo il nostro confine e vedrà i paesetti come sono, le strade, le ciclabili. Io non mi ritrovo più qua, poi solo parole destra, sinistra, in mezzo, ma i bambini stupidi che eravamo noi 30 anni fa eravamo più bravi. Vi ringrazio. Grazie. E anche l'assessore lo ringrazio. Comunque, buona giornata. Grazie, buona giornata. E siamo di nuovo al campo delle opinioni sulla cabinovia, veramente riallacciandomi... No, quello mi piace molto quando si fa il raffronto poi con la vicina Slovenia. Sarebbe bello avere un comitato anche là. Ripeto, noi, questo paese è bellissimo, meraviglioso, dove si cerca di fare qualcosa con una burocrazia mostruosa. Abbiamo un'ulteriore sindrome, quella del non nel mio giardino. Qualunque opera, lasciamo perdere la cabinovia, ma anche se si vuole fare un giardino nuovo e magari o costruire un ospedale e abbattere un albero, diventa subito, immediatamente pronto e attivo un comitato che è contrario. Io non so quanti di questi comitati sono e esistono in Slovenia contrari. So però che se quel paese in pochi anni dalla caduta del regime comunista, dal momento in cui è diventato un paese indipendente e autonomo ad oggi, quindi in poco meno di attorno ai 30 anni circa, ha avuto la possibilità di fare questi passi giganteschi, soprattutto a livello di infrastrutture, e proprio per la snellezza delle operazioni e per la unità di intenti di tutti i cittadini, di amministrazioni cittadini, di poter progredire.
Allora, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, ci sono ancora altre mail ma non abbiamo proprio modo di poterle leggere. Ringrazio l'assessore comunale Everest Bertoli per essere stato con noi. Dunque, grazie a voi e a tutti i telespettatori. Buona giornata e buon lavoro a lei. Grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguiti. Sveglia Trieste si chiude qui, domani mattina con Laura Buccarella alle 7 puntuali per la rassegna stampa. Arrivederci.